Buongiorno a tutti, benvenuti da parte del Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche. Sono Silvia Della Coletta, per chi non mi conosce sono presidente di questa associazione culturale. Accanto a me c'è l'assessore alla cultura, dottoressa Antonella Uliana, alla quale passo subito la parola per un saluto. E io ringrazio il Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche per essere sempre presente in città con stimoli culturali, con ricerche e approfondimenti su quella che è la nostra realtà storica. Un'associazione come questa, un'associazione che dà una gran mano a un'amministrazione nel creare eventi e nel mettere a fuoco soprattutto quei personaggi, come il caso di oggi, quei momenti particolari che poi devono essere conosciuti, devono essere divulgati, perché devono diventare un bagaglio culturale che ogni cittadino deve sentire come proprio. Ecco, siamo completamente, assolutamente in linea quest'anno con l'idea appunto della ricerca su personaggi particolari, eminenti della nostra città, perché io vi anticipo già che stiamo lavorando in ambito musicale, poiché Vittorio Veneto è anche importante città della musica. Stiamo lavorando per portare a galla, per portare alla luce e per fare degli eventi su dei personaggi legati alla musica importanti della città e poco conosciuti. Al di là di Lorenzo da Ponte, che ormai tutti hanno imparato a conoscere, sul quale comunque non si fa sempre mai troppo, e c'è il Alberto Gentili, c'è poi Valentino, scusate, De Zorzi, l'inventore del controviolino, e c'è un Valentino Bertoia, un grande musicista, violoncellista, compositore. Ecco, su questi nomi noi abbiamo intenzione per l'autunno di quest'anno di creare appunto degli eventi. 2 o 3 di questi sono anche contenuti all'interno di quel bellissimo libro che è diventato una pietra miliare per chi vuol conoscere la storia della nostra città, che è stato fatto proprio da voi, dal Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche. Quindi io non posso che continuare ad augurarvi buon lavoro, siete sempre attivissimi, non so come facciate ad avere sempre tutte queste energie, queste iniziative, quindi vi faccio davvero i miei complimenti e vi auguro oggi una giornata ricca di interessanti spunti. Non ho dubbio che si tratti di questo. Grazie a tutti. Grazie. Ecco, grazie Assessore, grazie all'amministrazione, devo dire, perché quando abbiamo bisogno ci siete. Dunque, per chi non ci conosce, richiamo brevemente l'attività del Circolo. Il Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche è stato fondato il 6 aprile del 1981 per iniziativa di 13 appassionati di storia locale che si sono dati uno statuto e degli obiettivi. La nostra sede è questa, la sede di oggi è quella concessa nel lontano 1981 a quei 13 signori. È la biblioteca civica ed è da noi ritenuta la sede più idonea naturalmente per incontri culturali, convegni e per le nostre riunioni. In più di 40 anni, ormai sono 42 anni, molti studiosi hanno tenuto qui le loro presentazioni, comunicazioni, lectio magistralis, che tradizionalmente si svolgono nel pomeriggio del secondo venerdì per 8 mesi all'anno. Gli obiettivi del Circolo sono promuovere l'interesse per la ricerca storica, promuovere la tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale, divulgare e valorizzare aspetti della cultura locale, quali storia, arte, letteratura, dialetto, usi e costumi, con particolare riguardo al territorio dell'antico cenedese. Oltre a ciò è per noi una priorità la collaborazione con altre realtà simili alla nostra e con scuole
e naturalmente con altre associazioni del territorio. Ciò che però ci differenzia dalla maggior parte delle lodevoli altre associazioni culturali è la ricerca storica. Questo è il nostro core business, un fiore all'occhiello della nostra città, come ha detto appunto l'assessore, insieme naturalmente all'attività di divulgazione. Questo importante aspetto è suffragato anche dal fatto che normalmente la ricerca storica, lo sappiamo tutti, si fa in ambito accademico. Bene, noi dal lontano 1981 facciamo ricerca storica a Vittorio Veneto e ci occupiamo del cenedese. A chi negli anni si è rivolto a noi, il Circolo ha fatto scuola sul metodo per affrontare una ricerca storica e o genealogica ed ha offerto concrete soluzioni sui modi con cui si dovrebbe costruire un lavoro di ricerca fondata su un'indagine di prima mano delle fonti. Chi approccia la ricerca storica oggi si trova di fronte a due lati della stessa medaglia. Quantunque siano decisamente più avvicinabili gli archivi, si trovano fonti online e si possono fotografare i documenti, un tempo non si poteva, la ricerca storica passa ugualmente dalla presenza fisica del ricercatore negli archivi, perché è necessaria la ricognizione del materiale disponibile e anche perché interi fondi non sono ancora digitalizzati, lo sappiamo. E qui segnaliamo anche un problema. Il problema è che negli anni è stato limitato l'accesso agli archivi per numero di ore, per numero delle buste consultabili giornalmente. Come attività editoriale il Circolo ad oggi ha al suo attivo molte pubblicazioni, 16 atti di convegni, incluso quello di oggi, e 2 monografie, 2002-2021, a cui si aggiungono i quaderni con la raccolta delle conferenze svolte a partire dal 1994. Le nostre pubblicazioni sono note non solo nel cenedese e nel sempre più numeroso pubblico di appassionati che ci segue, ma sono conservate in molte importanti biblioteche italiane ma anche estere. Apriamo dunque i lavori di questo convegno dal titolo, ecco qua, Biografie del cenedese, dal periodo romano, secolo I a.C. al XXI. Ecco, sì, XXI. Dunque, che prenderà l'intera giornata di studio con 12 nuovi lavori nel programma di oggi, tuttavia non saranno esposti a tutti i lavori preparati per questo convegno, vale a dire troverete che i titoli dei lavori per varie ragioni non verranno presentati, alcuni che sono quelli che adesso vi dico. Poldrugo Imperio Loredana, i primi perucchini, li troverete nella pubblicazione. Astolfo Don Paolo, Don Gottardo Possamai, anche questo nella pubblicazione. Caberlotto Livio, Don Apollonio Piazza, un prete cadorino tra Vittorio Alpago e le due guerre, anche questo nelle pubblicazioni. Sempre nelle pubblicazioni troverete le cosiddette comunicazioni che tradizionalmente noi non presentiamo il giorno del convegno. Della Giustina Massimo, Ugo Cerletti, medico di Conegliano, Gobbato Franco Giuseppe, gli intagliatori Pigatti da Conegliano, Gobbato Franco Giuseppe, Luciano Callegaro, capitano degli Alpini, Luccheschi Maurizio, Maria Geltrude Filomena Luccheschi, monaca benedettina, Magoga Don Alessio, Don Dionisio Ragazzon, parroco di Bibano, Mezzaroba Leonardo, Giuseppe Grava, Moz Casoni Patrizia, Eugenio Tranchini, Spedicato Posocco Anna, Italo Posocco, Ruzza Giovanni Vincenzo Ruzza. Come vedete ci sono delle biografie di ex soci del circolo che dal 2019, cioè da quando io sono presidente, ho voluto inserire negli atti del convegno per ricordare il loro prezioso contributo, il loro lavoro, il loro prezioso contributo, la loro presenza costante, il loro impegno a vantaggio del circolo. Ecco, detto questo, io passo la parola al dottor Guido Spada che fa da moderatore per la prima parte della mattinata e a tutti auguro buon ascolto. Allora iniziamo il nostro convegno con la prima relazione, primo lavoro,
Gusso Massimo, un presunto cenedese d'età romana, Quintus Carminius Optatus. Massimo Gusso, socio del Circolo Vittoriese, per cui ha tenuto alcune conferenze, si interessa di storia a tutto tondo, ma è stato ed è soprattutto un ricercatore di storia antica e tardo antica. Da ultimo, impegnato anche nell'indagine di alcuni aspetti misconosciuti della storia cenedese. Passo la parola a Massimo Gusso. Eccoci qua. Allora, siamo qui a parlare di biografie e iniziamo in maniera spericolata, in qualche modo, da un personaggio molto antico. Nel titolo di questo convegno si parla di primo secolo avanti Cristo. Qui io ho messo una data più prudenziale, ma comunque vedrete che questi Carmini, di cui questo personaggio faceva parte, sono presenti nell'area già circa dal 180 avanti Cristo. Dopo, per varie ragioni, cerco di dire che questo personaggio in particolare dovrebbe situarsi attorno al secondo-terzo secolo. Beh, di chi parliamo? Parliamo di un uomo relativamente facoltoso, per varie ragioni che vedremo, seguace di divinità piuttosto modeste nel Pantheon romano, i Lari, divinità domestiche in particolare, però c'è un problema. Il problema è questo reperto da cui ricaviamo il nome di quest'uomo e da cui possiamo estrapolare la storia di quest'uomo, potrebbe essere falso e vedremo perché. Quindi lo premettiamo, sarebbe un falso particolarmente curioso, però insomma comunque potrebbe essere falso. E quindi andiamo avanti. E qui il famosissimo storico Mommsen ha collocato l'iscrizione che troveremo in questo reperto nel suo Corpus Inscriptionum Latinarum. Lì vedete l'estrapolazione della piccola descrizione del corpus e si tratta di un piatto bronzeo trovato, come dice il latino curioso, inter Coneglianum et Cenedam, in un campo, non sappiamo esattamente dove, e che era stato poi finito nelle mani di un importante antiquario milanese, Bernardino Biondelli, vedete lì Apud Biondellium è scritto, e poi di questo reperto addirittura si perdono le tracce. Ci sono alcune pubblicazioni anche importanti che dicono che il pezzo è perduto, in realtà, poi vedremo, è al British Museum. Comunque quel signore lì scapigliato sulla destra è Theodor Mommsen. Theodor Mommsen, vedete degli appunti di viaggio dell'epoca da cui potete distinguere chiaramente i percorsi, Belluno, Feltre, Conegliano, eccetera, Udine, eccetera. Mommsen fu nella zona del Coneglianese nel 1867 per una quindicina di giorni, non siamo sicuri, non possiamo escluderlo, ma non c'è nell'itinerario un passaggio in quello che da un anno circa era il comune di Vittorio Veneto, perché settembre del 67 circa, insomma un anno prima era nato questo comune. Comunque lui era venuto a visionare le iscrizioni, ha fatto un viaggio di circa 7-8 mesi in Italia settentrionale, perché lui stava redigendo le iscrizioni della Regio Decima, Venezia et Istria, e voleva vedere sul posto la documentazione. Ora, noi non sappiamo se Mommsen ha visto direttamente questo pezzo oppure semplicemente lo ha conosciuto tramite corrispondenza con l'antiquario Biondelli. In ogni modo, insomma, lui lo ha censito e da quel momento questo pezzo si chiama CIL quinto, perché il quinto volume, 8796, e questo resterà il suo numero.
Ecco, questo è il reperto. Vedete, si tratta di un piatto di bronzo, in questo momento lo vedete in originale, è largo circa poco più di 30 centimetri, e vedete si intravede una scritta puntinata, si dice puntinata inversa, nel senso che non è fatta per essere letta, ma è fatta per essere impressa su qualche cosa tipo argilla, addirittura pasta teoricamente, e poi una volta cotta si legge sulla parte convessa diciamo, della parte modellabile inserita. Anche questo, vedete che ha delle lacerazioni, una importante trapezoidale in alto e poi una un po' più in basso, e un forellino che è stato individuato come un forellino molto preciso, probabilmente per appenderlo. Ecco. Bisogna però, questo piatto bisogna lavorarlo un po' per capirlo. Io ho visto nelle mie ricerche che era stato studiato nel corso di questo convegno la falsificazione epigrafica in Italia dell'ottobre del 18 a Ca' Foscari, però la parte destinata a questo piatto, diciamo, non è stata poi pubblicata. Perché? Perché ci sono dei dubbi appunto sull'autenticità. E allora andiamo di nuovo al nostro piatto. Il nostro piatto adesso, vedete, è stato girato in modo speculare, e lo capite dal numerino. Ecco, vi faccio vedere i dettagli delle lacerazioni. Quello è il danneggiamento in alto a sinistra, qui nell'altra riproduzione il foro e il danneggiamento in basso. Ecco qui, se noi mettiamo un puntino bianco in ogni foro puntinato, otteniamo una scritta. Adesso siamo, ripeto, speculari, quindi lo possiamo vedere frontalmente, e otteniamo appunto il nome del nostro personaggio, Quinto, cioè Q col punto, Quinto Carminius Optatus Laribus, che significa che questo signore, Quinto Carminio Optato, dedica la cosa che viene stesa sul piatto, cucinata e usata poi in qualche modo ai lari. Laribus è il dativo plurale. Ok. Ora vediamo il particolare che ci indica alcune delle cose che fanno un po' sospettare. Vedete che il foro è esattamente nella parte terminale della prima riga, e in qualche modo siamo un po', cioè, ci deve far venire il dubbio che quella U, cioè la V finale, che noi leggiamo U, Carminius, ma è una V, è un pochino più piccola delle altre lettere, come per cercare di starci, ecco. E la S è un pochino più lunga, in modo da spuntare sopra e sotto il foro, e questo lascia un po' sospettare, perché se c'era già il buco, perché fare lì la scritta e non dall'altro lato, che tra l'altro avrebbe avuto anche il buco per cui appenderlo. Insomma, ecco. Comunque la mettiamo lì, questo è uno dei problemi. Vediamo che questa è una statuetta di un lare che vedete che in mano ha una, si chiama patella. La patella è quella cosa di terracotta che si fa, che si prepara per dopo mettere le offerte votive. La patella si otteneva su quel piatto stendendo appunto la terracotta, togliendola, mettendola in forno, e in questo caso avevamo una terracotta dedicata con nome, con la firma. E vediamo i lari sono sempre rappresentati con una cornucopia da una parte, cioè il segno dell'abbondanza, e con una patella o con altri recipienti di offerta. E quindi questo è per capire l'aggancio. Qui, ripeto, vi faccio rivedere in grande la lesione, insomma, in modo che l'abbiate abbastanza presente. La lesione è un po' strana perché, vedete, è come se fosse stata colpita, cioè non è danneggiato a tutto attorno, è proprio come se fosse stata lavorata, e poi vi dirò un'ipotesi possibile.
proprio questo. Lo rivediamo di nuovo, questo è il nostro personaggio, e vediamo che i Carmini non solo sono stati presenti nell'area veneta dall'epoca dell'insediamento in Aquileia attorno al 180 avanti Cristo, ma si sono poi impiantati nel territorio romano, erano iscritti, come si diceva, dal punto di vista fiscale e elettorale. I romani erano iscritti in tribù, loro appartenevano alla tribù Papiria, e hanno lasciato traccia di loro anche nella toponomastica, precisamente in due località del Padovano, Carmignano di Brenta e Carmignano di Este, diciamo così, ma più interessante per noi una località nel comune di Sedico che si chiama Carmegne. Ora, perché dico importante? Perché è proprio nel Bellunese che abbiamo un insediamento importante di Carmini, appunto tra il secondo e il terzo secolo. Allora una ipotesi poteva essere che questo nostro Carminio avesse a che fare con i Carmini bellunesi. Perché questo ha a che fare? Perché il nome Quintus Carminius Optatus, bisogna puntare l'attenzione sul Quintus e sull'Optatus, che sono tipici di personaggi diciamo così, appartenenti all'area dei liberti, cioè degli ex schiavi di una famiglia, che quindi assumono il nome della gens Carminius, ma vengono caratterizzati da un nomen e da un cognomen diversi. Questo nomen Quintus è tipico dei liberti, così come il cognome Optatus. Quindi potrebbe darsi, vedete che stiamo viaggiando nel terreno ipotetico, che questo signore fosse un liberto che poteva essere anche di seconda generazione, quindi uno ormai che aveva fatto i soldi per conto suo, che gestiva o aveva beni dei Carmini nell'area cenedese, dei Carmini bellunesi. Questo è l'unica ragione per cui si può tentare di immaginare una datazione come omesso del secondo-terzo secolo d.C. Quindi adesso parliamo invece dei lares, cioè cosa significava questa creazione di questi piatti di terracotta su cui mettere offerte per queste divinità. I lares, ne vediamo qui alcuni cippi che li ricordano, vedete, li ho scelti perché c'è scritto su uno, c'è scritto proprio laribus, cioè il classico dattivo plurale ai lari. Sono divinità non di persone, ma sempre divinità di luoghi. Cioè loro sono delle divinità tutorie, loro tutelano un luogo. Questo luogo può essere, come in questo caso, i lares viales, cioè le strade, oppure ci sono i lares custodes agri, che magari tutelano una zona agricola. Poi ci sono i lares familiares, e quelli sono preposti alla tutela della domus, cioè della casa della famiglia. Loro sono parte della famiglia, al punto che nelle commedie romane, Plauto per esempio, eccetera, il lar familiaris viene portato in scena, diventa uno dei protagonisti, ed è quello che cerca di mantenere la famiglia sulla retta via, cioè che non ci sia uno che sperpera i beni, che non ci sia qualcuno che fa del male a qualcun altro, insomma è, diciamo, il tutore, e viene riconosciuto come tale mettendolo in scena. Evidentemente il pubblico aveva il transfert narrativo, lo comprendeva e lo leggeva appunto come una divinità di cui si doveva fidare. Anzi, è quella che sopravvive a tutti i vari pater familias che via via muoiono e vengono sostituiti da un altro. Il lar rimane sempre quello, è lui che ha la memoria della famiglia, è una divinità piuttosto interessante, diciamo così. E vediamo questi lari. Allora, abbiamo già visto prima, volevo solo un particolare che poi verrà visto meglio. La veste del lar è sempre tirata su e legata in vita, hanno le gambe scoperte perché si danno da fare, è un'indicazione che stanno lavorando. Vedete a destra un larario,
In questi larari con la nicchia le rappresentazioni erano delle statuette, ok? Ma piuttosto diffusa era invece la rappresentazione dipinta dell'arario, cioè un larario virtuale ma molto più bello, molto più colorato, eccetera. Questo è uno di Pompei, che adesso è a Napoli, all'archeologico. Vedete, i lares hanno sempre queste vesti tirate su, ok? E si chiamano, questa posizione si dice succinctus oppure incinctus, che significa appunto che è cinto in vita, con la veste tirata su e cinta in vita. La cosa importante, vedete in questa scena ci sono i due lari, in questo caso, ai due lati, e al centro, vicino all'altarino, c'è invece un personaggio più ieratico con la toga, e lo vediamo qui. Il lar familiaris, vedete, sia nella statuetta che nell'affresco sono sempre rappresentati in quel modo, hanno sempre la cornucopia e hanno sempre qualcosa. Beh, quello della statuetta ha perso l'oggetto su cui ricevere l'offerta, quell'altro c'è il secchiello in questo caso. Vedete che invece il genus familiaris è tutto rigido, impettito, togatus si dice, no? Ecco. Mentre gli altri che si danno da fare. Insomma, il lar è uno che non sta tanto, se ha da dirgli dice anche al pater familias, insomma. E la cosa curiosa è che i lares sono sopravvissuti alla devastante regolazione del cristianesimo rispetto ai culti pagani, al punto che li abbiamo ancora in alcune parole, in alcuni termini linguistici, in particolare nell'area del nord-est, li abbiamo sia per indicare gli alari, cioè l'alare è anche sinonimo di focolare, ma gli alari sono in particolare quelle cose di ferro su cui si appoggia la legna, ma in particolare il larin. Il larin è niente po' di meno che il luogo, non un focolare qualunque, ma il focolare attorno al quale la famiglia si riunisce. Ne ho messo anche una versione modernista. Insomma, comunque il larin, nonostante tutto, anche se poi si è persa, ovviamente la gente che dice larin non lo collega ai lari, però è rimasta l'idea che è il posto dove tu ti sedevi ed eri protetto, eri tutelato dalla divinità della famiglia, che era una divinità semplice, con le vesti tirate su, cioè uno che si dava da fare, eccetera, a cui tu però dovevi lasciare qualcosa. Quindi alla fine del pasto familiare lasciavi l'offerta ai lari, cioè un'offerta di cibo, un avanzo di cibo, un po' come facevano i bambini per la Befana, insomma, giusto che lasciavano il piatto e poi la mattina lo trovavano vuoto, la Befana era passata, eccetera. Adesso non voglio fare paragoni, ecco, non è questa l'intenzione, però è per ricordare un evento simile, no? Per dire, qui di nuovo la statuetta con la patera, lì c'è un dipinto piuttosto rovinato in zona pompeiana, però di cui c'è il disegno ricostruttivo, e vedete che davanti all'arario c'è il ragazzo con la solita patella che offre qualcosa ai lari. Quindi i lari dovevano essere, c'è anche una frase di Ovidio che dice nutriat incinctos missa patella lares, cioè che la patella nutra i lari con la veste cinta in vita. I lari sono sempre incincti, che non vuol dire quello che vuol dire adesso, vuol dire tirati su per mettersi con le ginocchia per terra a lavare il pavimento, ecco, per darsi da fare, insomma. E allora vediamo il significato potenziale del nostro manufatto, perché il nostro manufatto in qualche modo è un unicum, perché nella commedia di Plauto che si chiama Cistellaria noi abbiamo una frase importante, cioè un personaggio, re dice di se stesso, chiama a testimoni gli dei, in questo modo dice di me omnes magni minutique et patellari faxint, cioè mi siano favorevoli tutti gli dei, grandi, piccoli e anche quelli della padella, cioè proprio gli ultimi della scala, no? Ma non se li dimentica, cioè anche quelli devono essere favorevoli. È chiaro che quando lui pronuncia questa parola, patellari, il suo pubblico capiva di chi parlava, chiaramente, no?
Ecco, e sono gli dei più vicini a noi. Adesso faccio un altro paragone, prima dopo la Befana, adesso tocca l'angelo custode, cioè, ma è per capirci, cioè quello che noi possiamo eventualmente sentire come il più immediato corrispettivo divino di una tutela, no? Ecco. E quindi cibo, piccoli pezzi, avanzi, eccetera, su questo recipiente. Allora, il manufatto del British Museum sembra plasticamente confermare questa definizione, perché non esistono altri reperti archeologici in cui si veda il collegamento tra i lari e la loro offerta con la scritta. Sappiamo che veniva fatto, ma non abbiamo mai avuto un riscontro, diciamo così. Ecco, adesso vediamo un pochino la questione della falsificazione. Allora, questo l'abbiamo già visto, il buco, ma spieghiamo un po' questo foro, perché potrebbe essere un po' inquietante, perché se il piatto non era originale, avrebbe potuto conservare sul retro una marca, una punzonatura, ok? E quindi quella andava tolta se si voleva fare la falsificazione. Ecco, e questa è un'ipotesi. Però diciamo che è anche ardimentoso fare una falsificazione del genere, perché siamo in un'epoca, quindi supponiamo l'Ottocento, perché può essere stata fatta solo a ridosso della scoperta, non c'era modo di avere, non so, un repertorio di tutte le iscrizioni, per cui aver centrato il Carminius e anche con quella particolarità particolare il Quintus e l'Optatus, che sono una cosa di una certa raffinatezza, e quindi resta parecchia carne al fuoco, insomma, solo un'indagine metallografica che non è mai stata fatta potrebbe chiarire questa cosa. Comunque, in una tabella in cui noi mettiamo piatto e iscrizione, in cui la cosa più interessante potrebbe essere che il piatto non fosse così antico e che l'iscrizione a sua volta venisse adattata su quel piatto, nel senso che potesse essere stata trovata su un supporto molto deteriorato e che non avrebbe sopportato neanche uno spostamento, e poi appunto essere stata riscritta qui, ma in ogni caso si tratterebbe di un falso. Però, ripeto, è difficile sia sostenere il falso, sia sostenere che si tratta di una cosa autentica. E voglio dire, io credo che non si possa imputare questa cosa a nessuno. Vedremo se nel futuro, soprattutto quello che aveva cominciato a studiare questa cosa e poi ha ritirato la sua relazione in attesa di poter vedere se il British Museum consentirebbe una analisi metallografica, e vedremo appunto nel prossimo futuro. Ecco, questo è Bernardino Biondelli, che aveva in qualche modo trattato il piatto e l'aveva ceduto al British Museum nel 1879, cioè 2 anni dopo l'uscita dell'edizione del Corpus Inscriptionum con la scritta. Ma ovviamente lui è un importantissimo personaggio dell'archeologia italiana, quindi non può essere sospettato di questo falso, ammesso che sia stato. Insomma, ci sono dei dubbi. Secondo me sostanzialmente il reperto è vero, ecco, questo bisogna dire. E comunque si trova, questa è il British Museum, e io con questo credo che posso anche terminare la mia presentazione. E vi ringrazio per l'attenzione. Aveva ancora 5 minuti, Sì. abbiamo anche il passo alla La seconda relazione, come già detto dal nostro Presidente, Poldrugo, Imperio Loredana, i primi perruchini, verrà trovata negli atti. Passiamo ora al terzo lavoro, terza relazione, Vedana Mauro e Mambrini Fiorenza. Allora, Mauro Vedana, laureato in architettura, con una tesi in restauro, per lavoro o per studio
si è occupato dei castelli di Zumelle, Cor di Castion, Sant'Anna di Pedecastello, San Giorgio di Soccher, Covolo di Valsugana, San Pietro in Tuba, Andraz, Mis, Sospirolo, Castelvint, La Gardona, Torrione Angolare e Mura di Belluno. Ha al suo attivo pubblicazioni di architettura, storica e archeologia. Fiorenza Mambrini, laureata in pedagogia presso l'Università degli Studi di Trieste, con una tesi in filosofia della storia, è docente di lettere e da alcuni anni si interessa di storia locale bellunese, con alcune pubblicazioni e studi relativi a commerci e fluttazioni del legname, miniere, ville, artisti operanti nel territorio. La relazione ha per titolo La fortuna dei De Manzoni, XV-XIX secolo, dai commerci lombardi alla miniere, alle ville, alla nobiltà, attraverso le attività cenedesi. Passo la parola ai relatori. Intanto inizio. Allora, buongiorno a tutti. Questa è la storia più che di una persona, la storia di un'intera famiglia, la famiglia Manzoni, che era originaria della Lombardia, però per un periodo alcuni membri sono vissuti anche a Ceneda. Ceneda ha rappresentato quindi un punto di approdo importante e l'inizio di alcune attività che ancora sono proseguite e proseguono, e anche un punto di partenza per alcuni membri della famiglia che invece hanno trovato la fortuna successiva nella zona del Bellunese e dell'Agordino. Innanzitutto abbiamo l'origine, quella della Valsassina. Ci sono notizie dei Manzoni del XV secolo, un cognome che è molto diffuso nella Lombardia, e la prima attività documentata è quella in relazione alle miniere di ferro che gestivano e che trattavano anche in ambito del commercio e del trasporto del minerale molto prezioso. Dalla Valsassina ci sono 3 diramazioni principali. Quindi ci sarà un ramo che proseguirà a risiedere in Lombardia, nelle varie città, e da cui deriverà poi nel 1785 anche il noto scrittore Alessandro, autore di Promessi Sposi. Una parte della famiglia invece si trasferisce in Romagna e un'altra parte si trasferisce nel Veneto. Quindi le prime notizie risalgono alla città di Padova, dove siamo intorno fra il 500 e il 600, continuano l'attività del commercio, inizialmente tratti dal commercio del ferro, e poi questa era l'immagine delle tre diramazioni principali. E a Padova otterranno anche un titolo nobiliare come anche gli altri precedenti. In questo caso viene assegnato dal re di Polonia Giovanni III Sobieski, in quanto avevano fornito degli aiuti per finanziare le guerre contro i turchi che stavano assediando Vienna. Qualche anno dopo il titolo nobiliare sarà riconosciuto anche dalla Venezia stessa. Da Padova abbiamo un'ulteriore diramazione perché alcuni membri si trasferiscono a Cedena a metà del 600. In questo periodo, come riporta anche Giorgio Graziani, il territorio di Ceneda offriva delle risorse che mancavano in altre zone dell'Italia, quindi siamo in un momento in cui c'è la peste, ci sono epidemie, ci sono carestie, ci sono le guerre. Graziani nel 1621 già delineava questo profilo un po' idilliaco del cenedese, lo decantava per l'amenità del sito, per bontà di aria, per fertilità del terreno, per qualità di cibi, generosità di vini, diversità di traffici, vicinità del mare, gentilezza e valor di abitanti, per l'impidenza di correnti e fiumi, per chiarezza di cristalline acque e di salubre fonti. E in particolare esalta anche la qualità delle carni bovine di capretto che venivano allevate in questa zona, quindi anche una risorsa che alla metà del 600 poteva fornire occasioni anche di successo economico. E in questo senso infatti alcuni personaggi di questa famiglia si dedicano alle attività legate al commercio della carne, e
In particolare abbiamo alcuni membri che si dedicano all'attività proprio aprono delle macellerie dalla metà nel corso delle generazioni. Si ha notizia che dalla metà del Settecento ci sia un negozio di pizzicagnolo a Ceneda, collegato a 3 rivendite di carne, di macellerie, nella zona sempre della piazza e una nel quartiere di Salsa. A noi interessa in particolare Antonio del 1887. Lui era figlio di un macellaio Giuseppe, la madre invece era Maria Guerrini, la sorella dello scultore che ha realizzato anche delle opere per la cattedrale di Ceneda, e con lui inizia una svolta. Il commercio della carne entrerà anche in crisi negli anni successivi, un po' per quanto riguarda le requisizioni che venivano attuate dai francesi nel periodo napoleonico, successivamente durante la Prima Guerra Mondiale, oltre al fatto che erano frequenti le epidemie anche che colpivano i bovini. E Antonio inizia una nuova attività, apre un negozio per la reparazione di calzature all'inizio di via Garibaldi, poco distante da quella che era la loro residenza, e poi comincerà a distinguersi per l'abilità nel fabbricare e confezionare delle scarpe di raso che erano molto richieste dai nobili veneziani e anche da quelli che avevano le ville nella zona della pianura. E inizierà una serie di attività che poi continua ancora adesso con i nipoti, con i discendenti, nella zona di Vittorio Veneto, Conegliano e anche nel Bellunese, porta ancora il loro nome. E qui ci spostiamo invece per analizzare quello che invece è la diramazione che si sposta nella Gordino, perché uno dei cenedesi, Giuseppe, si occuperà invece di un altro settore. Verrà notato dalla famiglia Crotta, che aveva dei possedimenti nella zona di San Giacomo di Veglia, e sarà assunto come amministratore dei loro beni. Dimostrandosi particolarmente abile, sarà invitato a trasferirsi nel Bellunese, ad Agordo, dove c'erano le miniere di Valle Imperina che costituivano la fonte principale della ricchezza dei Crotta. I Crotta erano diventati anche nobili, si erano trasferiti anche loro dalla zona del Lecchese, anche loro mercanti di ferro, quindi sono storie un po' parallele, e la loro storia si incrocia proprio nel cenedese con quella dei Manzoni. Le miniere erano una risorsa importantissima per il Bellunese. Fornivano tanti tipi di minerale, però essenzialmente il rame e poi il solfato di ferro, vetriolo, che veniva richiesto da Venezia. Insieme all'altra risorsa che era costituita dal legname, costituivano le basi per quello che era il successo politico, economico e anche militare di Venezia, quindi irrinunciabile. Spesso purtroppo i danni erano dovuti a infiltrazioni d'acqua, a crolli, e quindi anche i Crotta a un certo punto entreranno in fallimento, però riescono a ottenere grande successo nonostante anche la loro storia sia stata insanguinata da un delitto in famiglia commesso da uno dei figli nei confronti del fratello. Nel comune, sulla facciata del municipio di Belluno, è rimasta l'iscrizione dedicata ai fratelli Crotta in occasione del riconoscimento del titolo nobiliare del 1646, questa risale a 3 anni dopo, e nonostante il delitto che insanguinerà la storia di questa famiglia nel 1954, poi il nome sarà risollevato in qualche modo nel corso del Settecento, gli eredi ripristineranno un po' l'attività economica e l'onore di questa famiglia. Tanto che saranno celebrati anche con un quadro del Tiepolo, Giovan Battista Tiepolo, che era stato commissionato loro. Avevano comprato diversi fabbricati e terreni, e questo è un quadro che era stato commissionato per una delle case che avevano a Venezia e rappresenta i santi protettori della famiglia, fermo e rustico, a cui è dedicato anche l'oratorio Crotta di San Giacomo di Veglia. L'uso però indiscriminato delle miniere porterà al fallimento della famiglia. E qui torniamo quindi all'albero genealogico, perché come spesso succede, come era successo anche agli stessi Crotta, Giuseppe, che era stato assunto come amministratore, un po' alla volta riuscirà, lui con i membri anche della sua famiglia, con i suoi figli, a sostituire il ruolo di ricchi possidenti che era gestito dai Crotta. Quindi un po' alla volta compreranno tutti i beni che perdono i Crotta e diventeranno ricchi nel corso del secolo successivo.
Giuseppe, che era stato assunto come amministratore dei loro beni, ad Agordo riesce ad acquisire diverse proprietà e dimostra anche di avere una vena geniale, in quanto riesce a progettare una macchina utilissima per le miniere, per estrarre l'acqua che si infiltrava nelle gallerie. Lui è il capostipite, diciamo, di questo ramo che si insedia nell'Agordino, e noi ci occuperemo adesso dei membri che avete evidenziati, quindi suo figlio e i suoi nipoti. L'invenzione geniale gli dà il merito, ecco, di ricevere anche questo sonetto che era stampato su un tessuto di raso rosso, un'invenzione che aveva risolto per alcuni anni le sorti e anche l'attività delle miniere. Inizialmente gli stessi Manzoni si dedicano a questa attività, però sanno poi vedere che c'è un'altra direzione in cui investire in modo più sicuro i loro beni, che è il commercio del legname. Però iniziando con le miniere comprano i beni dei Crotta e in particolare nel 1813 cominceranno a comprare anche degli edifici particolarmente in vista, come la villa che si trova nel centro di Agordo, di cui parleremo in seguito. Questa villa rappresentava il loro prestigio e un po' alla volta i beni che vengono acquistati seguono geograficamente anche il corso del Cordevole, quindi al di là dell'attività delle miniere, che era spesso precaria e messa in crisi da questi ostacoli anche che dovevano essere legati un po' allo sfruttamento eccessivo, un po' anche all'ambiente naturale, riescono a investire e a diventare ricchissimi nel commercio del legname. E un po' come succedeva a quasi tutti i mercanti di legname, i beni vengono investiti in possedimenti immobiliari, quindi acquistano case, fabbricati, edifici lungo il corso del Cordevole, un po' per tenere anche i contatti a livello di informazioni, di scambio di notizie, e un po' perché proprio così potevano gestire meglio e anche avvicinarsi alla nobiltà storica bellunese e veneta in generale, che era legata alle proprietà terriere. Qui vediamo il corso del Cordevole, evidenziato in rosso la zona dell'Agordino, quindi il Cordevole è un affluente del Piave lungo circa 80 km e si mette nel Piave nella zona di Santa Giustina, quindi anche questo è interessante perché gli stessi Manzoni compreranno dei possedimenti dall'Agordino, la zona di Sedico, che era importante perché nell'ultimo tratto del Cordevole venivano costruite le zattere che consentivano la fluitazione sia del legname che di merci e persone e bestiame verso la pianura lungo il Piave. E questo è uno dei figli di Giuseppe, quindi l'altro era Girolamo, e i due fratelli maschi riescono ad acquisire il titolo nobiliare nel 1820, rilasciato dall'imperatore Francesco I d'Asburgo, per i meriti che avevano avuto nei confronti dell'esercito austriaco essenzialmente. Quindi nello stemma che vedete a destra compaiono i bisanti d'oro e le spighe di grano, che erano simbolo degli aiuti forniti in termini di denaro e di viveri, anche sostanze per l'esercito. Nel 1835 Giovanni Antonio resterà l'unico erede della famiglia perché muore il fratello senza avere figli, e quindi, diventato un ricco possidente, riesce a monopolizzare il mercato, il commercio del legname dell'Agordino, che essenzialmente era costituito di legname di larice e di abete rosso, molto richiesto da Venezia, e doveva dare un'immagine prestigiosa anche al successo raggiunto. Quindi costruisce sul Colle dei Pat la villa commissionata all'architetto Iapelli, che poteva dominare le attività, gli opifici che erano attivi lungo il fiume, il torrente Cordevole, quindi essenzialmente segherie, falegnamerie, le fucine, anche dove si fabbricavano le lame per le seghe da legno, e i mulini. Era un'immagine grandiosa del prestigio di questa famiglia, in particolare la dimensione, che era notevole, era dominante rispetto alla via di passaggio, e Iapelli viene incaricato di costruirla anche con un allestimento originale per il giardino. Giovanni Antonio aveva degli interessi particolari anche nel campo della botanica, quindi si era interessato anche della progettazione del giardino. Sul retro c'erano due giardini all'inglese e nella parte anteriore invece c'era un giardino all'italiana.
c'era una lunghissima galleria che vedete nella parte sinistra della villa, in cui Giovanni Antonio conservava le sue collezioni preziose, che erano quadri anche di artisti rinomati. Quindi questa, che viene catalogata come una casa di villeggiatura, diventa un punto di incontro per importanti personaggi del periodo, che non erano soltanto legati all'ambiente bellunese, ma noti anche a livello europeo. L'interno viene affrescato in particolare per 2 sale di rappresentanza da noti artisti. Questo è il famoso affresco di Giovanni de Min, che rappresenta la lotta delle Spartane. È conservato anche una copia, una prova di questo affresco anche nel Museo del Cenedese a Serravalle. Questo affresco, che era molto grande, richiama l'attenzione di molti artisti, anche villeggianti, anche abitanti delle zone limitrofe a Sedico, anche nel periodo in cui la villa non sarà più di proprietà della famiglia. In un'altra sala attigua viene incaricato invece Pietro Paoletti, che era allievo del de Min, di realizzare un altro grande affresco. I 2 artisti si stimano a vicenda, quindi c'è una collaborazione, anche se si alternano, perché furono probabilmente degli screzi per via dei tempi di consegna, del pagamento del lavoro, per cui de Min poi si sposterà nella zona di Conegliano e di Vittorio per il seguito dei lavori. E Paoletti è l'artista che dipinge anche il ritratto di un Giovanni Antonio più maturo. Qui vediamo l'immagine del nobile, colto. Si distingue perché aveva tanti interessi nel settore scientifico, nel settore artistico. Nell'ala della villa, per esempio, lui collezionava anche minerali, fossili, conchiglie, che erano stati catalogati da Tommaso Antonio Catullo, che era uno scienziato naturalista bellunese. Aveva tanti interessi, era anche un po' opprimente nei confronti dei figli. Infatti lui, la sua ambizione era quella di riuscire a imparentarsi con le nobili famiglie bellunesi per portarsi allo stesso livello. La sua vita la trascorre essenzialmente a Venezia. Un po' i figli si allontanano da lui, da questa presenza un po' troppo forte nei loro confronti, e un po' perché a Venezia era riuscito ad acquistare delle case, aveva i magazzini di legname nella zona dell'Arsenale, però da lì dirigeva tutti gli affari che continuavano a scorrere lungo il fiume Cordevole, il torrente Cordevole. Fra i figli che ebbe da Anna Zanchi, ecco, ne analizziamo 2 in particolare. Questo è Giuseppe, che aveva avuto degli incarichi importanti anche a Belluno come podestà, e anche lui, come il padre, si era distinto per interessi culturali. Era stato fondatore della società del teatro, si era occupato della costruzione del primo teatro sociale bellunese, progettato sempre da Giuseppe Segosini. Qua vediamo l'immagine del Palazzo Rosso, cosiddetto, quindi municipio di Belluno. In basso a sinistra vedete che c'è riportata l'iscrizione dedicata ai fratelli Crotta, che abbiamo visto prima. Si era incaricato anche di costruire un ponte sul Piave, e lui aveva contratto un matrimonio con 2 donne, accontentando in parte le ambizioni del padre. La prima moglie era Marianna Corte, che era anche rinomata pittrice e aveva eseguito questo suo ritratto, che gli lascia una casa in Contrada San Lucano, che è la sede dell'attuale vescovado. La moglie era morta giovane, lui si era risposato poi con una nobildonna di origine tirolese, Isabella von Wullersdorf et Urbair, che era sorella di Bernhard, che qualche anno dopo avrebbe fatto uno dei viaggi più importanti, una circumnavigazione del globo a bordo della fregata Novara, con Massimiliano d'Asburgo, fratello di Francesco Giuseppe. E questo è l'altro figlio molto importante per il patriarca Giovanni Antonio, che invece si stabilisce nella villa di Agordo. Lui avrà numerosi figli, 13 figli, e si sposerà con Anna Miari, che era una delle rappresentanti delle famiglie più importanti a livello di nobiltà storica bellunese. Luigi ad Agordo, anche lui investirà molto sia nel settore politico che per il bene della sua città. In questo ritratto dei figli si vede dalla finestra anche l'immagine della chiesa di Agordo, che da lui viene fatta ingrandire e ampliare, commissionando lavoro all'architetto Segusini. Anche qui lavora ancora Giovanni de Min. All'interno c'è un grandissimo affresco dietro l'altare maggiore, che è di 37 metri quadri, quindi sono gli nomi un po' legati alla famiglia. Se magari il padre non
non andava tanto d'accordo anche col Segusini, lui viene richiamato poi dai figli per dedicarsi a queste attività. E lui è importante per suo padre perché è il padre del nipote omonimo, Giovanni Antonio, si chiama come il nonno, vive in un'epoca diversa, quindi se il nonno era filo austriaco, aveva ricevuto dall'imperatore d'Austria il titolo nobiliare e soffrirà molto morendo a Venezia negli anni proprio delle insurrezioni risorgimentali del 48, il nipote riprende un po' le impronte lasciate dal nonno per gli interessi in ambito politico e culturale, anche se lui appoggia i valori del risorgimento e celebrerà l'annessione del Veneto all'Italia nel 66 con una seconda fase di lavori dedicati in particolare alla Villa Pat, dopo vedremo i dettagli con quali interventi, però occupandosi anche di altre iniziative, sempre per la promozione a livello anche culturale del territorio. Sarà anche lui podestà sindaco di Sedico. Nel 1876 si occuperà anche di promuovere l'apertura della prima sede del CAI, del Club Alpino Italiano, ad Agordo, che è la prima sede del Veneto. Quindi era un momento in cui il turismo, la villeggiatura anche di personaggi stranieri stava crescendo anche nella nostra provincia, e raccoglie i fondi in occasione delle adunanze per aprire il primo rifugio sulla Marmolada, quindi un'impresa anche eroica se vogliamo, quindi sia anche le escursioni sia la raccolta di fondi per questo rifugio che venne scavato nel ghiaccio, anche nella roccia nel ghiaccio a 3000 metri di quota. Solo che tutte queste spese non erano sostenibili per i beni della famiglia. Siamo in un periodo di crisi, non riesce a mantenere la concorrenza anche con i nuovi tipi di industria e di energia che si stavano diffondendo, e nel 1880 sarà decretato il fallimento della famiglia definitivo. L'unica proprietà importante che rimane alla famiglia è la Villa Crotta de' Manzoni di Agordo, perché era stata catastata alla madre Giovanni Antonio, cioè Anna Miari. Vediamo se basta. Quando i Manzoni, che non erano ancora dei Manzoni, nel 1813 presero possesso della villa, la trovarono in buone condizioni, tanto che non furono necessari lavori di sistemazione. Questa villa la sottolineiamo per un particolare interesse, perché si sviluppa con costruzioni affiancate che non si vanno a rinnegare o a modificare sostanzialmente. Si vede quindi, partendo dal fondo, da ovest, una sequenza di edifici che raccontano la storia un po' dell'architettura, un po' della famiglia, un po' dell'arte locale. Addirittura cambierà fronte principale passando da est a ovest in un certo momento, quando diventerà prevalente l'industria delle miniere rispetto a quella agricola che era alla base iniziale di questa grande azienda. E comunque questo palazzo, descritto pochi anni prima, viene così definito. Il palazzo aveva 70 stanze, 5 saloni, cancelli artistici in ferro, numerose inferriate ai balconi. Una sala superiore dotata di caminetto era destinata all'allevamento dei bachi da seta. Tra la mobilia e gli oggetti erano elencati anche 20 armadi del bellunese Brustolon, una biblioteca con migliaia di volumi, posate d'oro per 50 persone e d'argento per 100 persone, vasi provenienti da Costantinopoli, armi e iscrizioni. Inoltre all'esterno erano collocate numerose statue, 13 nel giardino, altrettante nel giardinetto sulla piazza. Il giardino si intendeva quello a sud, e mentre quello della piazza è quello che si intravede da questa parte. Quelle statue io le ho riportate in basso per non nascondere la facciata.
16 nel giardino, altrettanti nel giardino. Altra ulteriore ricchezza era costituita dal bestiame, un centinaio di bovini nelle stalle, 12 cavalli nelle scuderie, di cui uno bianco che faceva 10 miglia all'ora. Nelle cantine, cioè nei piani bassi, diciamo, vi erano 12 camerieri, il cuoco, un servo e il cassiere. Documenti e valori conservati in una segreta dalla porta di ferro. In cucina una pompa tirava sull'acqua per il fabbisogno. Quindi una casa che, anche se è andata a evolversi e a costruirsi con vari corpi di fabbrica affiancati nel tempo, diventa un tutt'uno e funziona come un qualcosa di unitario, anche se vista in questo modo sembra quasi un paese. Ecco, il fronte sud che vediamo sopra sarà appunto prevalente nel momento in cui le attività agricole sono prevalenti rispetto al resto, mentre il fronte nord si apre verso il centro della cittadina quando la famiglia deve manifestare la propria autorità, la propria potenza e deve imbastire dei commerci che vanno al di là degli aspetti locali e dei traffici così di piccolo tra paesi, diciamo così, ma diventa quasi qualcosa di internazionale. Ecco, vista dall'alto, la costruzione principale, tralasciando il cortile di sinistra, ma basandosi sulle costruzioni principali, vediamo una grande quantità di tetti che si spezzano e che vanno in modo disordinato a incastrarsi uno con l'altro. Addirittura i due fabbricati principali, questo quello più antico, questo quello successivo, troppo vicini soprattutto se si pensa che su questo lato c'era un porticato aperto e che quindi alla fine dava sul fabbricato nuovo successivamente costruito. Si nota addirittura una grande differenza tra la parte davanti e la parte dietro di del primo fabbricato, con interventi che vanno a modificare sostanzialmente tutto l'insieme. Ecco, questo la vista dal giardino interno, chiamiamolo interno, in fondo si vede il Brol, la piazza di Agordo, e si vede la villa nella sua estensione con tutti questi spezzettamenti che vengono poi ricuciti da decorazioni e da elementi che ne fanno qualcosa di unitario nell'utilizzo ma non nella forma. E possiamo in questo modo definire un'evoluzione del fabbricato che, partendo da un semplice edificio del XV secolo, nel XVI secolo, e questo si trova ancora perché nella facciata ci sono i segni di questi archi, nel XVI secolo doveva essere così, mentre nel XVII secolo gli archi rimangono al piano terra, c'è un grande loggiato che pian piano si sviluppa verso ovest, si allunga, ecco, e nella seconda metà compare il grande edificio chiaramente veneziano, con camini veneziani, impostazione veneziana da Villa Veneta, e per finire sulla destra un altro grande corpo di fabbrica di rappresentanza, salone unico, doppia altezza, che è quello che si prospetta per chi arriva ad Agordo e che dà l'immagine della villa. Poi successivamente piccole modifiche, ecco, sul fronte principale. Una caratteristica, una curiosità, se vogliamo, tra le due ville che i Manzoni vanno ad abitare, la prima della Villa Crota e la seconda della Villa Pat, è che hanno il fronte della medesima larghezza, pur essendo il primo spezzettato e frastagliato e il secondo diventato qualcosa di importante e che si afferma e che lancia così il suo messaggio di potenza della famiglia lontano, perché si tratta anche di un edificio isolato,
fatto appositamente per questioni di rappresentanza, anche per questioni di rappresentanza, per trattare i commerci, eccetera. Ecco, io ho misurato le facciate che si vedono. Le facciate che si vedono davanti hanno entrambe 110 metri. Una curiosità che va riportata e magari approfondita, perché forse gli spazi, la complessità degli spazi alla fine formavano delle superfici simili nell'utilizzo delle due ville. Quella di destra, di Agordo, rimane comunque una villa di villeggiatura, quella di sinistra una villa di nobili, imprenditori, commercianti, ricchi e anche affermati dal punto di vista culturale, che vuole essere considerata un edificio importante. Le due ville vengono a un certo punto completate da quello che vedete a sinistra è un torrino che si trova nella Villa Pat, che verrà decorato secondo lo schema egizio. Quello di destra è la Torresella di Agordo, che staccata dall'edificio principale ci fa capire la vita, il vero senso della vita in villa. Insomma, è anche un torrino per il tè, e anche un torrino per avvistare, per farsi guardare da chi arriva da lontano. Basta. Potrei veloci. Il torrino egizio, quello della Villa Pat, all'interno affrescato in stile egizio, riporta sul soffitto questo zodiaco che prende il spunto dal disegno di Girolamo Segato, che aveva viaggiato in Egitto, quindi lo riproduce fedelmente con gli stessi colori, quindi appartiene un po' al periodo del moda dell'epoca. Anche i due torrini entrambi progettati da Segusini. E per concludere vediamo quello che è la sorte invece di Villa Pat. Viene persa dalla famiglia e verrà utilizzata per altri scopi. Diventerà durante il periodo della Belle Époque un hotel di lusso per pochi anni, poi sarà la prima guerra mondiale, subirà i saccheggi degli occupanti, come anche la Villa Crotto, dove erano state trasferite le preziose collezioni, e poi sarà sede di una colonia negli anni del fascismo. E un nome, l'ultimo recente di questa famiglia, è Luigi Manzoni, il famoso ricercatore che dedicò gran parte della sua vita a studiare gli incroci dei vitigni, che diede origine anche al pregiato vino Manzoni. Lui rinunciò al titolo, al prefisso de nobiliare, a cui invece tenevano i membri della famiglia, nobili del 1820, però rimane un po' l'immagine di quello che ci rimane da questo studio, cioè al di là delle sorti di questo successo economico, nel corso di un secolo aveva raggiunto i vertici massimi, dopo era decaduto inesorabilmente, non è rimasta traccia di nomi, di qualcosa che abbiano fatto anche a livello di strade, di documenti, se non il ricordo di tutto quello che hanno fatto i vari membri della famiglia nell'apertura ad ogni forma di innovazione, anche tecnologica, e gli interessi e gli investimenti per la cultura che sono sopravvissuti al di là del fallimento economico. Grazie. Grazie. Passiamo ora al terzo intervento, alla terza conferenza. Pizzol Carla. Allora, Pizzol Carla, Parvi, Pizzol, Piccoli, metamorfosi di alcune famiglie. Carla Pizzol, vittoriese, appassionata di ricerche da molti anni e socio del nostro circolo dal 2008. Autrice di 2 libri, Ottavio Dall'Olio, governatore delle galere da mercanzia della Serenissima del 2011, I della Giustina Bortoi e I mulini alle fosse del 2017. Oltre a questa ha presentato 6 relazioni pubblicate negli atti degli ultimi convegni del circolo. Passo la parola alla signora Pizzol. Buongiorno a tutti e grazie per essere presenti. Questa ricerca nasce dalla curiosità di scoprire i miei antenati
i Pizzol appunto. Precisamente io sono del ramo dei Volpin. Pur sapendo che l'origine della famiglia è legata a Montaner, non mi aspettavo però che fosse così antica. Inoltre ho notato che sia i Pizzol di Montaner che i piccoli di Ceneda agli inizi del Cinquecento erano chiamati nello stesso modo, e cioè Parvi, Pizzol, Piccioli. Molti documenti anche testimoniano rapporti tra di loro e per questo mi sono posta l'interrogativo di una possibile origine comune. Un'accurata indagine comunque invece ha portato alla scoperta di un inaspettato atto notarile che ha escluso tale ipotesi, però ha messo in luce nuovi aspetti sui piccoli di Ceneda. Quindi tratterò anche la loro storia, della quale in realtà si è parlato poco. Riguardo a Montaner, possiamo dire che Montanagis viene citato nel 1031 tra i vari possessi che l'imperatore Corrado II confermò al vescovo di Belluno e Zemano. Viene specificato che tutto era stato concesso in precedenza al vescovo Giovanni, sempre di Belluno, nel 963 da Ottone I, e anche Enrico II nel 1014 e 1016 li confermò ai successivi vescovi di Belluno. Viene precisata nel documento la potestà di edificare castelli, torri, di scavare fossati, e sappiamo che nella zona di Val di Montaner è esistito il castello dei signori da Montanara, quelli che in seguito prenderanno il nome da Camino. È risaputo che essi avevano un'origine longobarda. La presenza longobarda nel territorio doveva essere consistente. I guerrieri longobardi, gli Arimanni, erano raggruppati in skuldasce, ciascuna con circa 144 guerrieri, con altrettante famiglie. Probabilmente a Belluno anticamente era collocata almeno una skuldascia e altre dovevano esserci verso il piano, in luoghi più abbondanti di vittuaria e opportuni alla cavalleria, dove gli Arimanni potessero venire celermente raccolti per combattere. L'importanza strategica di Montaner e l'antica presenza di questi capi soldato longobardi, gli Arimanni appunto, e naturalmente con le famiglie e popolo al seguito, probabilmente è legata alla strada patriarcale, la via del patriarca, che metteva in comunicazione l'Alpago, quindi il bellunese, con il Friuli. Nel 1161 l'imperatore Federico Barbarossa ribadì il possesso degli stessi territori al vescovo Ottone di Belluno. Non sappiamo con certezza quando e da chi i da Montanara ottennero l'investitura del feudo, ma possiamo ipotizzare che il loro capostipite, probabilmente un Miles, Guicillo o Guido, la ricevette già dal vescovo di Belluno Giovanni dopo il 963 e costruì il fortilizio sul territorio alle pendici meridionali dell'altopiano del Cansiglio. Sappiamo infatti che questo bellicoso vescovo, con probabili origini longobarde, concesse Polcenigo in feudo al suo fedele e valoroso capitano Fantuccio, dal quale ebbero inizio i conti di Polcenigo, costituendolo suo avvocato e difensore della sua chiesa, con obbligo di intervenire con la sua milizia in caso di guerra, giurando fedeltà e prestando l'omaggio del debito vassallaggio. Possiamo quindi ipotizzare che egli abbia fatto altrettanto con un altro guerriero longobardo al suo servizio. Dopo essere stato per più di 200 anni feudo dei signori da Camino, il territorio di Cordignano, che comprendeva anche Montaner, nel 1337 passò alla Repubblica di Venezia e dal 1454 fu dato in feudo ai Rangoni di Modena. E dopo l'estinzione della famiglia, Cordignano fu acquistato nel 1762 dai Mocenigo di Venezia e tenuto fino al 1806, quando giunse Napoleone. L'economia del luogo si basava sulla raccolta di legname nei vicini boschi, l'allevamento di maiali, di vacche, soprattutto di pecore e capre,
con la transumanza sui monti, la produzione di formaggio, lo sfruttamento di terre arabili, frutteti, vigneti, c'erano i prati, tutto agevolato dalla presenza di corsi d'acqua. Esiste un catastico del 1431 relativo al monastero di Santa Giustina di Serravalle, che nella zona di nostro interesse contava numerose proprietà, Danzano, Cappella, Osigo, Sarmede, nonché alcuni masi proprio a Montaner, che ci descrive dettagliatamente. Dalla descrizione possiamo dedurre che confinanti con i masi delle monache di Santa Giustina erano Antonio Pizzolo di Montaner e Antonio de Gava. Essi erano proprietari di estese quantità di terreni a Montaner. Quindi nel 1431 a Montaner è vissuto Antonio Pizzolo. Va considerato il significato di pizzolum parvus, cioè piccolo, termine piuttosto generico, che sicuramente può aver dato origine a più famiglie, ma mi sono concentrata sulla discendenza di Antonio Pizzol di Montaner. Certo, l'impresa non è stata facile, anche perché i notai del tempo usavano varie espressioni, pur indicando le stesse persone. Lo stesso cognome risulta un'alternanza di Pizzol, Pizzolus, Picciolo, Parvus, anche con l'abbreviazione di Parvi. Questa qui, cioè a colpo d'occhio è difficile accorgersi, però vabbè. Vari documenti della fine del 400 e inizi del 500 ci danno i nomi degli uomini di Montaner che insieme presentavano proteste per questioni di Quartese. Oltre ai Pizzol e ai De Gava troviamo Martino de Andreazza, Giovanni De Canalli e Giovanni Rubeo, a volte Giovanni Rosso, capostipiti di altre famiglie ancora esistenti in zona. Grazie a queste antiche liste di uomini di Montaner, difficile forse leggere. Grazie a queste antiche liste di uomini di Montaner e altri documenti notarili possiamo comunque abbozzare la linea dei discendenti di Antonio Pizzol, i cui figli furono Giovanni, Nicola e Giacomo. Non so se riesci. Giovanni, Giacomo e Nicola. Dai primi del Cinquecento diventarono frequenti i rapporti economici tra Montaner e Ceneda, anche proprio tra i Pizzol e i piccoli di Ceneda. Molti dei documenti esaminati si riferiscono a compravendite di terreni, spesso però erano praticamente prestiti di denaro, dei mutui ipotecari. Da una parte i Pizzol, ma naturalmente non solo loro, ricevevano somme di denaro in contanti vendendo alcuni dei loro terreni con patto di recupero, subito ottenendoli in affitto per alcuni anni con un versamento di un canone annuo in calve di frumento. Il patto era vantaggioso per entrambe le parti. Chi possedeva ingenti somme di denaro le investiva a un tasso corrispondente circa al 7% in preziosi beni in natura, mentre chi aveva terreni e li lavorava poteva disporre di denaro contante. Il patto di recupero permetteva di riprendersi il bene ipotecato allo stesso prezzo e andavano considerati anche eventuali miglioramenti. Però un'annata sfavorevole poteva mettere a rischio il pagamento annuo di frumento con conseguente indebitamento. Naturalmente esistono altri documenti, altro genere di documenti. Per esempio, possiamo dire che spesso le collaborazioni di affitto per terre tenute ad medietatem, una sorta di mezzadria, oppure i contratti in socida per allevare bestiame, originavano controversie. Queste liti venivano risolte more veneto per mezzo di arbitri, amichevoli compositori eletti dalle due parti,
e questi decidevano la sentenza. Altri documenti interessanti sono rappresentati dai contratti dotali, che ci offrono la visuale dei legami tra le famiglie. Oltre alla dote dobbiamo considerare la controdote da parte dello sposo e comprendiamo perché le famiglie chiedessero spesso mutui. Avevano bisogno di denaro contante oltre anche altri motivi, ma naturalmente avevano bisogno di denaro contante per i matrimoni di molti figli e figlie. Possiamo evidenziare che le famiglie di Montaner si unirono in matrimonio tra di loro frequentemente, soprattutto i Pizzol e i De Gava, che ricordiamo vivevano vicini già dal 1431, almeno da allora. A questo punto è utile esaminare gli estimi di Montaner, che fanno parte di Cordignano, di cui purtroppo abbiamo solo le registrazioni del 1519 e del 1554. Nell'anno 1519 troviamo tra i proprietari Lorenzo Pizzol, a norme della Fraterna dei Beni di Giacomo. Per fraterna intendiamo fratelli e nipoti che avevano i beni in comune, vivevano come un'unica famiglia. Giacomo e Canciano, grazie, scusate. Giacomo e Canciano, detto anche Canzian, Pizzol, i figli di Nicola, erano pure in fraterna. Lorenzo, questa è la fraterna dei figli di Giacomo, Giacomo e Canciano erano in fraterna figli di Nicola. È interessante, nel 1554 invece i nuclei familiari si erano frazionati e troviamo Nicola quondam Lorenzo, quondam sta per fu, Giacomo quondam Silvestro, Battista quondam Domenico, e anche Giacomo e Canciano si erano separati e c'erano Salvador, figlio di Giacomo, e Battista, figlio di Canciano. È interessante notare la comparsa di Ser Giambattista Pizzollo da Ceneda, possessore di enormi quantità di beni in loco. E voglio precisare che anche quelli di Montaner nella lista erano chiamati ugualmente Pizzollo. I Pizzol erano già numerosi, ponendo problemi di omonimie. Così cominciarono a delinearsi i vari rami con l'uso di soprannomi, e tra questi c'è proprio quello che riguarda i miei antenati. Infatti nel 1554 esistevano due Battista Pizzol. Uno era figlio di Domenico, e qui li possiamo vedere. Battista figlio di Domenico Picciolo e Battista fu quondam Canzian Picciolo. Quindi dovevano distinguerli uno dall'altro. Quindi il primo fu detto Battiston, probabilmente per la sua imponenza. L'altro, che era il figlio di Canciano, fu chiamato Volpino, a seconda del documento, e questo con un chiaro riferimento al suo aspetto fisico. Doveva essere rosso di capelli, me lo immagino anche con la barba comunque, quindi è un color volpe, aveva l'aspetto, richiamava la volpe. E non deve affatto stupire che a Montaner si trovassero spesso persone dai capelli fulvi, che è eredità degli antichi Longobardi. In zona era esistito anche un Giovanni Rosso o Giovanni Rubeo, che ho già nominato prima, i cui discendenti furono chiamati De Zuanros, poi Zanros ed infine Zaros e Daros, che sono cognomi che esistono nel nostro territorio. Oltre al ramo dei Volpin e a quello dei Battiston, si formò presto anche quello numeroso dei De Salvador, cioè dei discendenti di Salvatore, figlio di Giacomo, quondam Nicola Pizzol.
di Salvatore Pizzol i documenti sono ricchi di testimonianze che lo presentano uomo facoltoso, che gestiva in modo accorto le sue terre, ne acquistava ed affittava di nuove, anche concedendo vari prestiti di denaro. Egli ebbe numerosi figli. Eccolo. Ebbe numerosi figli, Giacomo, Giovanni, Lorenzo, Andrea, Nicola, Domenico e anche Pellegrina, che nel 1570 sposò Giovannino de Gava. Naturalmente mi sono limitata al primo, sì, questo è tutto un albero genealogico che ho potuto ricostruire sui discendenti di Salvatore Pizzol. Naturalmente mi sono limitata al primo abbozzo dei discendenti di Salvatore Pizzol, che sono numerosi. Mi sono fermata alla fine del 600, ma possiamo constatare che nei registri canonici dei primi del 700 la dicitura Pizzol, detto Salvador, fu sostituita con De Salvatoribus e poi solo con Salvador, tralasciando il cognome Pizzol. Quindi i Salvador non sono altro che i discendenti di Salvatore Pizzol. Battista, detto Volpino, fu primo cugino di Salvatore Pizzol, poiché i loro padri, Canciano e Giacomo, erano fratelli che rimasero per molto tempo in comunione di beni. Nel 1568 il figlio di Battista, Canciano, detto Volpino, sposò Augusta Martorello. Questo è l'atto di matrimonio, sì, l'atto, insomma, sì, la registrazione del matrimonio, e trovo molto interessante perché c'è appunto il Volpino, il Martorell non è altro che la martora, la faina, la donnola, quindi sta a dimostrare che spesso veniva preso spunto dagli animali selvatici della zona per dare dei cognomi o dei soprannomi, insomma. Questi due sposi ebbero Michele, che nel 1609 si udì in matrimonio con Pasqua Zangros, e Giovanni Maria, che sposò Rosa. Da Giovanni Maria e Rosa nacque Leonardo, che nel 1642 sposò Giovanna Pizzol Salvador. Il figlio di costoro, anch'egli chiamato Giovanni Maria, nel 1684 si unì in matrimonio con Bona de Gava. I Pizzol, detti Volpin, discendenti di questa coppia, sono tuttora presenti. Naturalmente il detto Volpin non viene più trascritto da nessuna parte, quindi rimane solo la tradizione orale, però che continua orgogliosamente. Ai fini di questa ricerca io mi sono fermata alla fine del Settecento per ovvi motivi, però posso dire per mia soddisfazione che ho potuto ricostruire l'intera linea dei miei ascendenti. Abbiamo visto che a Montaner visse anche un altro Battista Pizzol, che fu detto Battiston. Egli era figlio di Domenico e insieme al fratello Giovanni si era diviso dai cugini nel 1535. Giovanni però morì l'anno successivo, sua moglie Benvenuta si risposò, mentre suo figlio Domenico rimase in casa dello zio Battista, con lui fraternante, e nel 1558 sposò Maria Giusti di Silvella. Battista Pizzol Battiston invece ebbe 3 figli maschi. Bortolo, Pietro, che nel 1568 sposò Pasqua Zanrosso, e Luca, del quale esiste numerosa discendenza, tanto che si sono formati in seguito molti altri soprannomi dei Pizzol, discendenti appunto da questo Luca. Anche in questo caso però mi sono fermata alla fine del 600, pur avendo raccolto molto altro materiale, purtroppo chiaramente non esaustivo. Naturalmente esistono svariati documenti che testimoniano la vita dei vari Pizzol di Montaner, ma mi limiterò a dire che si tratta di famiglie piuttosto benestanti, possidenti, in genere con molti figli,
che rimanevano in fraterna finché non si presentava la necessità di dividersi. Molti di essi abitarono in località Rane, Raneto, che ora è detta via Ranè, questo almeno dai primi del Cinquecento. Possiamo ben dire che i Pizzol, insieme con i Gava, De Martin, Salvador e Canal, hanno fatto la storia di Montaner. Per quanto riguarda invece la famiglia Piccoli di Ceneda, che tra l'altro comunque fece costruire un palazzo con annesso oratorio proprio in questa località Ranè di Montaner. Il palazzo è crollato comunque con il terremoto del 1936 e poi fu del tutto demolito. Questa famiglia Piccoli, di lei possiamo ben dire che ebbe un ruolo importante nella storia di Ceneda. Questa famiglia prende origine da Antonio Pizzolo di Ceneda, di cui si hanno notizie nella registrazione degli estimi del 1531, gli estimi di Ceneda naturalmente appunto. Egli possedeva una casa vicinissima, per meglio dire arente, cioè proprio attaccata alla chiesa di San Vito sulla Rizzera. La chiesa è quella che poi è stata incorporata alla chiesa dei Frati e ancora adesso ne vediamo la facciata all'esterno. Inoltre aveva altre case che affittava, aveva una tintoria, chiodere, mulini, senza dubbio era ricco, aveva pure un'apoteca, cioè un magazzino, una sorta di emporio, che poteva vendere vino, cereali, legname. Ho scoperto però, dopo lunga ricerca e solo grazie al notaio Gian Antonio Ciotti, che erogava a Cordignano nel Cinquecento, che questo Antonio Pizzol era in realtà figlio di Giacomo Guerini o Guarini a volte, che era comunque chiamato anche Giacometo, quindi probabilmente anche lui era basso di statura, e a sua volta era figlio di Simone Guarini. Antonio Pizzolo di Ceneda concludeva spesso contratti di prestito anche con i Pizzol di Montaner e chiaramente i proventi annui in natura erano poi venduti nel suo emporio. Dopo la sua morte i suoi discendenti, i Piccoli, prenderanno appunto definitivamente poi il cognome Piccoli, continuarono gli stessi rapporti. Appare chiaro che amassero comunque Montaner, dove costruirono il palazzo e poi anche l'oratorio. È importante dire che almeno dal 1548 i Piccoli furono presenti nel Consiglio di Ceneda tra i civili. In sostanza, possiamo dire nobili, poiché tra le tre classi civili, popolari e rurali equivalevano a nobili, quelli che non lavoravano, insomma, artigiani e contadini. E proprio questa antica appartenenza al Consiglio fra i nobili giustificherà in futuro la nobiltà della famiglia Piccoli. Anche per quanto riguarda i matrimoni, i Piccoli si legarono a famiglie importanti, accrescendo il loro prestigio. Per esempio con i nobili Colloredo del Friuli, i Graziani, i Sarcinelli e altri, vedremo. Verso la fine del Cinquecento, primi del Seicento, proprio tra i Piccoli e i Sarcinelli accaddero fatti molto gravi che segnarono la storia di Ceneda. Queste discordie furono acuite dal fatto che il vescovo inclinava più per i Sarcinelli. Furono commessi omicidi da ambo le parti, con ricorsi sia a Venezia che a Roma per chiedere giustizia. Le vicende furono oltremodo burrascose ed intricate, inserendosi nella questione della sovranità su Ceneda, cioè se il vescovo avesse o meno il titolo a detenere anche il potere temporale. Comunque ho descritto questi fatti piuttosto dettagliatamente nella mia relazione. Avendo accumulato molte ricchezze, facendo valere la presenza della famiglia da molte generazioni nel Consiglio di Ceneda nella classe dei civili, i fratelli Piccoli ottennero il riconoscimento della loro nobiltà e nel 1745 conseguirono anche il titolo comitale, acquistando un carato del feudo di Cesana.
La famiglia venne confermata nobile nel 1820, risultando comunque sempre domiciliata a Ceneda. Degli ultimi piccoli, nel 1832 a Ceneda morì il conte Claudio Piccoli all'età di 69 anni, mentre sua sorella Caterina, vedova Casoni, mancò invece nel 1847 a 84 anni. Ecco, io ho concluso. Grazie. Ascolteremo ora la relazione preparata da Luisa Botteon. Luisa Botteon, scusate, docente di lettere al liceo artistico Bruno Munari di Vittorio Veneto, è una dei soci fondatori dell'Associazione Culturale Borgo Bavera Onlus e socia del Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche dal 2010 e dell'Istresco. Nell'ambito della ricerca nella storia locale ha partecipato in qualità di relatore a varie conferenze e convegni e ha pubblicato diversi articoli di storia locale. La signora Luisa Botteon purtroppo non ha potuto essere presente e sarà sostituita dalla sorella Fiorella Botteon. Note sul catecumeno di Serravalle. Il battesimo del catecumeno di Serravalle avviene al Sacro Fonte della Pieve di Sant'Andrea di Bigonzo, venerdì 7 settembre 1685. Mi sentite bene? Grazie. Come scrive l'arciprete Giovanni Follo nell'atto di battesimo, si era trattato di una cerimonia solenne, forse anche perché la madrina risultava essere la contessa Brandolina Brandolini, moglie del conte Guido VIII Brandolini e assistita dalle nobili Ludovica Porcia, moglie di Andrea Minucci, e Anna Maria Minucci, vedova di Antonio Pancetta. L'evento si rivela subito straordinario e per questo per vari motivi, non solo per l'importanza delle madrine. Innanzitutto il battezzato non era né un neonato né un nobile e non abitava neppure a Serravalle, ma dai documenti veniamo a sapere che si trattava di un ragazzino di 10 anni, figliolo di Ismael et di Jesse, sua moglie Turchi, quindi di religione musulmana. L'arciprete specifica che era stato battezzato, come si suppone ben istrutto nella religione cattolica, e che era stato fatto schiavo nell'anno 1684, all'età di anni 8 in circa, da Francesco Morosini, capitan generale della Serenissima Repubblica di Venezia. E qui la storia di Venezia entra nella quotidianità di Serravalle. Se il 1683 aveva visto la cristianità vincere gli infedeli che assediavano Vienna, il 1684 è l'anno in cui Venezia, con la Lega Santa, intraprende la lunga guerra per la conquista della Morea. Francesco Morosini, che aveva partecipato alla guerra di Candia come capitano generale della Serenissima Repubblica di Venezia, nuovamente investito della carica, parte il 10 giugno 1684, giorno di Sant'Antonio, per la guerra contro il turco, che si protrae fino al 1699. Ma da dove viene il catecumeno? L'atto di battesimo specifica che l'anno della cattura del bambino è proprio il 1684, epoca dei primi successi del Morosini in Grecia, che in quel caso avevano riguardato la conquista della fortezza di Santa Maura nell'isola di Leucade il 6 agosto, seguita da Prevesa il 29 settembre. Il catecumeno, che al tempo era d'anni 8 circa, abbiamo visto, viene catturato proprio in questa fase della guerra di Morea, che riprenderà nella primavera dell'anno successivo con la presa di Corone. Le pubblicazioni che raccontavano e celebravano le imprese del Morosini in Morea sono state numerose fin dall'inizio e Giacomo Monti, in una sorta di diario giornaliero, edito nello stesso 1684, riporta quasi in diretta l'impresa della conquista di Santa Maura e la cattura di 700 turchi con le loro donne e figliuoli, resi schiavi e imbarcati nelle galere per essere portati a Venezia. E questo è il documento. Lì
7 di agosto 1684. La mattina furono dati gli ostaggi da una parte e dall'altra. I primi ad uscire furono 137 schiavi cristiani ridotti in libertà, quali furono obbligati dal generalissimo a servire per un anno sopra i nostri legni. Alle 22 ore uscirono i turchi dalla fortezza dalla parte del Levante, in numero di 700, dove Sua Eccellenza aveva ordinate molte barche per il loro trasporto. I nostri entrarono trionfanti per le breccia della città e vi piantarono il glorioso stendardo della croce e il protettor nostro San Marco, occupandosi intanto nel bottino. Verso la notte furono legate le barche dei turchi alla galera generalizia, dove erano i medesimi turchi con le loro donne e figliuoli, e la mattina dell'8 il generalissimo li mandò rimurchiati da 4 galere 10 miglia lontani da quel porto. Gli schiavi della guerra di Morea, una volta giunti nel territorio veneziano in genere, venivano inviati alla casa dei catecumeni di Venezia, dedicata, dal 1557 fino alla fine della Repubblica, all'istruzione dottrinale degli adulti di religione ebrea o musulmana. Nei registri della Pia Casa, il cui archivio è conservato in parte presso l'Archivio Patriarcale di Venezia e in parte presso l'Archivio dell'IPAV ex Sire, non compaiono i nomi dei 2 genitori del catecumeno e neppure la notizia di un bambino di quell'età, del quale comunque l'atto di battesimo non riporta il nome originario. D'altra parte bisogna considerare che i documenti della Casa dei Catecumeni riportavano soltanto i battezzati e si sa che il ragazzino in questione aveva ricevuto il sacramento a Serravalle e quindi non era passato per la casa veneziana. Ma come è arrivato a Serravalle il catecumeno? Quando gli schiavi giungevano nei territori della Serenissima, venivano acquistati dai patrizi o dai mercanti, che dopo il battesimo li tenevano al loro servizio. Tuttavia, recenti studi hanno messo in evidenza il fatto che tra le truppe al soldo di Venezia c'erano numerosi piccoli stati tra quelli che componevano la galassia imperiale del tempo, con i quali la Serenissima, attraverso degli agenti reclutatori, stabiliva delle capitolazioni o regole d'ingaggio, che prevedevano, oltre alla libera professione del culto luterano, anche la gestione e l'attribuzione dei prigionieri schiavi, turchi catturati e del bottino di guerra. L'arrivo a Serravalle del ragazzino trova spiegazione quindi nel passaggio in città di soldati o mercanti, probabilmente tedeschi, e nella vendita dello schiavo turco ai Brandolini, che possedevano palazzo e case anche a Serravalle. I catecumeni della Pia Casa, prima di ricevere un'istruzione religiosa adeguata, dovevano apprendere i rudimenti della lingua. Venivano poi insegnate le preghiere, la dottrina fondamentale della fede cristiana e quando erano ritenuti sufficientemente istruiti, veniva esaminata l'autenticità delle loro intenzioni. Veniva poi nominato un padrino che doveva istruire i catecumeni negli atti di fede, speranza e carità, oltre che nell'atto della contrizione che dovevano recitare a voce alta prima di ricevere il battesimo, che non poteva avvenire prima che fossero passati 8 mesi. Il catecumeno di Serravalle era stato istruito direttamente dall'arciprete Giovanni Follo, che specifica così nell'atto di battesimo. Fu battezzato, come si suppone, bene istrutto da me. Quanto al periodo di formazione, non sempre si protraeva per mesi, come nella Pia Casa. Talvolta durava per circa 40 giorni, come è accaduto in vari casi in provincia di Udine. Come era consuetudine nel caso dei catecumeni, il padrino o la madrina di battesimo diventavano di fatto il proprietario dello schiavo battezzato, la cui conversione non garantiva però l'emancipazione e neppure la conquista della libertà. La presenza di persone non libere è attestata nei territori della Serenissima fino alla fine del Settecento. Il neofito in condizione di schiavitù, subito dopo aver ricevuto il battesimo, veniva cresimato pochi giorni dopo e munito appunto di fede di battesimo che attestava la venuta conversione. Veniva poi restituito ai proprietari. Il battesimo in verità non cancellava del tutto la loro vita precedente, ne restava una traccia nei documenti parrocchiali relativi. Ad esempio, nel registro dei morti c'era scritto come già turco e anche se a volte la conversione consentiva un miglioramento delle condizioni di vita, il ruolo sociale del convertito restava di regola immutato, così come le sue reti di relazioni. Già con la vittoria di Lepanto nel 1571, i veneziani avevano catturato migliaia di prigionieri turchi
la maggior parte dei quali erano finiti come schiavi di nobili o di ricchi mercanti, poiché, come scrive Trassinelli, uno schiavo giovane e valido era un lusso se confrontato con domestici salariati. E inoltre gli schiavi facevano fare bella figura, erano un distintivo del rango economico del padrone e della padrona, soddisfacevano quel bisogno di distinzione dal volgo che in quel tempo aveva pervaso gli uomini come singoli e città. La cosa riguardava non solo Venezia, ma anche la terraferma, e come risulta dagli studi zorattini, anche in Friuli, alcuni di questi prigionieri sono diventati proprietà della nobiltà come servitù domestica, assicurando un segno tangibile del prestigio dei proprietari. Ad Udine, ad esempio, le autorità locali si assumevano gli oneri connessi alle cerimonie di battesimo, cosa che non è avvenuta a Serravalle. Se l'arciprete Giovanni Follo aveva scritto di aver battezzato solennemente il catecumeno, tuttavia dai documenti dell'archivio storico di Vittorio Veneto non risulta che il Consiglio della città abbia contribuito alle spese dell'evento, né nell'atto di battesimo sono stati riportati i nomi di autorità cittadine presenti, cosa che veniva fatta in altre occasioni. Bisogna tener conto anche che le operazioni militari del Morosini erano accompagnate fin dall'inizio da un'attenzione popolare senza precedenti. E nei palazzi di potere, oltre che nelle piazze della terraferma, giungevano velocemente notizie più o meno dettagliate del conflitto. La precisione con cui l'arciprete specifica che la cattura era avvenuta per mano di un personaggio così importante come il Morosini, che il mese prima aveva vinto anche a Corone, rende particolarmente prezioso quello schiavo, soprattutto per un feudo come quello dei Brandolini, che la politica del conte Guido VIII stava profondamente riformando anche attraverso una raffinata vita di corte. Di norma, il nome e cognome che venivano imposti al catecumeno corrispondevano a quelli del padrone, che era anche padrino di battesimo. Non è così invece in questo caso, poiché il ragazzino, il cui nome di nascita rimane sconosciuto, viene battezzato come Antonio Morosini. Il cognome se gli pose Morosini, scrive l'arciprete, nell'atto di battesimo, e il vanto di avere uno schiavo di quello che di lì a poco sarebbe diventato anche doge era evidente. Il nome Antonio è probabilmente legato ancora una volta al Morosini, dal momento che Sant'Antonio era invocato nelle guerre contro i turchi e lo stesso capitano aveva fatto solenne voto al santo di Padova prima di partire per la Morea. Non va comunque scartata l'ipotesi che la scelta del nome Antonio possa essere legata ad Antonio Pancetti, morto il 12 maggio del 1684, defunto marito della contessa Anna Maria Minucci, vedova Pancetti, una delle assistenti al battesimo. Poteva dunque accadere in questi casi che lo schiavo trasmettesse il cognome illustre dando vita a una discendenza che non aveva alcuna comunanza di sangue con quella delle nobili famiglie. Se a partire dal Seicento il possesso di servitù esotica era divenuto motivo di vanto sia tra i patrizi che fra i ceti emergenti veneziani, la cosa doveva interessare molto il conte Guido VIII Brandolini, che stava portando a compimento la trasformazione della casata da condottieri a signori. A proposito del battesimo è significativo il legame della madrina con le assistenti al Sacrofonte, poiché i Brandolini erano imparentati con i Minucci e il battesimo del catecumeno diventa quasi un affare di famiglia dove sono protagoniste due casate, i cui personaggi si sono sempre distinti per la difesa della fede. Proprio Guido VIII Brandolini, nel 1683, aveva anche avviato la costruzione dell'attuale chiesa arcipretale dei Cison, dove esiste tuttora il monumento funebre di inizi Settecento, con il suo busto e 3 statue raffiguranti le allegorie della religione, della prudenza e della pazienza. L'acquisto dello schiavo del Morosini per i Brandolini costituisce anche un avvicinamento alla Serenissima, impegnata in una nuova guerra contro il turco. Già dalla seconda metà del Cinquecento, durante le guerre veneziane, il contributo da parte dei feudatari non riguardava più il servizio militare, ma era sempre più finanziario. Al punto che, come scrive Zamperetti, dalla metà del Seicento non c'erano più dubbi sul fatto che tra feudalità e ruolo militare la connessione aveva perduto gran parte del suo significato. Il contributo finanziario sostitutivo del servizio militare per Guido VIII, attraverso l'esborso di 100.000 ducati, diventa anche l'occasione per ottenere l'inserimento nel libro d'oro del patriziato veneziano. Siamo nel 1686. La vita di corte del Brandolini continuava così nella sua casa a Venezia, investimento necessario per onorare il suo status di patrizio veneziano.
C'è da chiedersi quanto il ragazzino catecumeno, ovvero lo schiavo turco che portava il nome del Morosini, abbia contribuito ad elevare lo status di Brandolini, sia in terraferma che nella Serenissima. Nell'ottobre del 1686, alla notizia della nuova vittoria del Morosini in Morea, a Venezia si era svolta una fastosa processione, una delle numerose celebrazioni barocche dell'eroe della guerra di Morea, che si sono tenute nella seconda metà del Seicento. Qui lo stesso vincitore era seguito da un carro tirato da schiavi con le allegorie viventi di Venezia trionfante della fede. Chissà se erano presenti all'evento lungo il Canal Grande anche il conte Guido VIII con la contessa Brandolina Brandolini esibendo il loro schiavo Antonio Morosini. Ora andremo ad ascoltare la relazione di Carlo Berlese e di Fabio Metz, da re organaro veneto del XVIII secolo. La loro relazione sarà presentata da Massimo Gusso perché anche loro impediti per motivi personali. Presentiamo intanto Carlo Berlese, compositore, direttore di coro, docente presso l'Istituto Comprensivo Ippolito Nievo di Cordignano, direttore del Coro ANA di Vittorio Veneto e coordinatore artistico del Concorso Nazionale Corale di Vittorio Veneto. Presidente dell'Unione Società Corali del Friuli Venezia Giulia, ha il suo attivo varie pubblicazioni di carattere musicale. Da anni appassionato studioso della genealogia familiare, si è dedicato con passione ad una ricerca approfondita sull'abate Lorenzo Berlese, contribuendo alla sua riscoperta e valorizzazione. Presentiamo ora Fabio Metz, già insegnante di lettere, svolge intenso e appassionato lavoro di ricerca in ambito locale e regionale. È uno dei più informati conoscitori e frequentatori del patrimonio storico, artistico e archivistico del Friuli Venezia Giulia. Come ricercatore e esperto, riceve continuamente incarichi da parte di enti pubblici e privati, tesi alla scoperta, conoscenza e conservazione di tale patrimonio, che frequentemente rende di pubblico dominio attraverso le numerosissime pubblicazioni di cui è l'autore o collaboratore e anche attraverso il lavoro di curatore di mostre storiche o documentarie. Eppure un prezioso collaboratore della Società Dante Alighieri, quale conferenziere, guida artistica e storica in gite, visite e mostre. Sentiamo ora Massimo Gusso. Ecco, questo personaggio è interessante perché diciamo che non lascia tracce scritte, ma lascia degli strumenti musicali, quindi la sua fama durerà al di là dei dati che sono abbastanza scarsi sulla sua biografia, perché sappiamo pochissimo di questo Antonio da Re e il lavoro stesso che faceva di alto artigianato musicale sarebbe caduto completamente in oblio se non ci fosse pervenuto un suo strumento in perfetto stato di conservazione, tuttora in uso nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo Martire di Campomolino, in provincia di Treviso. Dall'interesse per questo bellissimo strumento è nato il desiderio di conoscere maggiormente, per i due autori, conoscere maggiormente la figura di questo organaro. La famiglia di Antonio da Re, che detto Colla o Cola, risiedeva a Fratta di Oderzo. Nell'archivio parrocchiale abbiamo notizie sui genitori. Paradossalmente noi non sappiamo quando è nato Antonio da Re, sappiamo invece informazioni sui due genitori
il padre era morto nel 1792, la madre è morta nel 1774. Sappiamo di due fratelli di Antonio, ma non sappiamo neppure esattamente la data di morte di questo Antonio da Re. La possiamo dedurre solo dal fatto che conosciamo i dati biografici dei 9 figli che ha avuto attraverso soprattutto gli atti di battesimo, e quindi possiamo dedurre il periodo in cui è collocabile la morte di Antonio da Re, avvenuta tra il 1795 e il 1796. Quindi già vedete che non sappiamo quando fosse nato, ma insomma grosso modo questa però è certamente il periodo, gli anni insomma, della sua morte. Antonio da Re apprende l'arte di fare organi da un grande maestro d'origine dalmata, naturalizzato veneziano, vedete si chiama Pietro Nachini, però ho messo la scritta Pietro Nacic, era di Sebenico ed è un grande organaro in sostanza, che ha dato luogo a una scuola a cui da Re appunto ha preso le sue competenze. Non abbiamo riscontri circa il periodo di apprendistato, i primi anni di attività, ma la prima traccia del suo lavoro ci porta a Ceneda, dove il vescovo Lorenzo da Ponte nel 1747 prende in prestito dal parroco di Miane un organetto provvisorio per la cattedrale e ne affida la manutenzione, come si diceva allora il governo, ad Antonio da Re. L'organetto verrà restituito al parroco poi di Miane nel 1752, quindi già in questo fine anni 40, inizio anni 50 abbiamo le tracce delle prime attività del nostro personaggio. Nel 1762 realizza l'organo della parrocchiale di Campomolino, da cui siamo partiti, che è questo dell'immagine, e la paternità dello strumento è dichiarata nella scritta dipinta sul listello della tastiera. Eccolo qui, Opus Antoni da Re anno domini, ed è il dunque questo qua 1772. Non ci sono purtroppo noti i canali attraverso i quali da Re sia riuscito ad accaparrarsi la commessa, cioè mancano tutti i contratti in sostanza, tutte le scritture che portano a questa, che probabilmente non erano considerate di particolare importanza. Comunque per la sistemazione dello strumento si era scelta la controfacciata della chiesa, a cui si addossava la cantoria e il sovrastante cassone, che sono tutti mobili di ragguardevole protagonismo, insomma, tanto si impongono per le pretese architettoniche, per la ridondanza degli ornati. Ecco, questa è un'immagine delle canne, perché il corpo sonoro presenta una facciata di 23 canne in stagno, e poi ci sono anche canne di legno invece, queste sono in lega di stagno e piombo, mentre quelle in legno sono di abete e noce, quindi ovviamente si tratta di un lavoro di artigianato di altissimo livello, e vediamo qui la posizione di comando, insomma, dell'organista, con tutte le pedaliere e tutti diciamo, le leve che adesso vi evito di citare, che comunque troverete ben descritte negli atti. Questo strumento è giunto a noi integro e fortunatamente non ha subito trasformazioni nel corso dei secoli, tanto che ancora oggi lo possiamo suonare e lo dice il Berlese in particolare, che è un organista, insomma, e ascoltare in tutta la sua bellezza, cioè dovuto a un'attenzione di cui lo strumento ha sempre goduto come testimonio dei principali interventi di manutenzione e restauro, che sono documentati nell'archivio parrocchiale, che vedono le presenze di Lorenzo De Marchi e Giovanni Battista De Lorenzi. Ecco, qui abbiamo una traccia di spese relative a una manutenzione appunto del 1864, quindi parecchio successiva.
C'è un intervento ancora fino al 1978, eccetera, ma a noi interessa. Ecco, lì vedete c'è una firma di uno di coloro che hanno fatto la manutenzione. Eccolo qua di nuovo, è un bellissimo anche un colpo d'occhio, molto, molto bello, eccetera. Quest'opera continua ininterrottamente, cioè questa funziona ininterrottamente da più di 250 anni e questo organo per funzionare deve essere usato e fortunatamente è usato tuttora. Quindi ha una storia viva attualmente, insomma. E per suonare lo strumento erano necessari i folisti che azionavano il mantice, che invece ora è alimentato da un ventilatore elettrico, e troviamo puntualmente registrato anche il compenso dei folisti, cioè c'è la nota del costo di queste persone che muovevano i mantici e consentivano all'aria di fare il suo lavoro. Dopo questa descrizione dello strumento di Campomolino torniamo alle vicende professionali di Darè, che nell'estate del 1763 inizia le trattative con Sacile per la costruzione nel Duomo di San Nicolò di un nuovo organo che avesse da sostituire il cinquecentesco strumento che versava in precarie condizioni. Qui c'è tutta una storia su questo organo che si sarebbe dovuto costruire con i preventivi e con diciamo, il consiglio di Sacile che si tira indietro, nonostante il tentativo di Darè di suggerire anche diciamo, risparmi sulla spesa. Nello stesso tempo Darè è impegnato nella realizzazione dell'organo di Meolo e quindi chiede a Sacile di spiegare esattamente se vuole o no il suo lavoro, perché appunto si tratta, lui in quel momento è impegnato. Nella stessa lettera Darè accenna la sua disponibilità a realizzare anche l'organo per la chiesa degli Agostiniani di Sacile, cioè propone, faccio un intervento a Sacile su due organi. Le trattative sembravano avviarsi a una conclusione positiva, ma quindi c'è già una bozza di contratto per un organo di 24 registri al prezzo di 680 ducati a firma di Antonio Darè, detto Colla, scritto così. Purtroppo però la trattativa è una battuta d'arresto, probabilmente per la difficoltà di reperire le risorse a Sacile, e nel frattempo Darè sta progettando un organo alla chiesa di San Francesco a Conegliano, sempre per la sostituzione di un organo già presente dalla metà del Cinquecento. Darè stipula il contratto per la costruzione di questo strumento che viene montato tra il 1765 e l'inizio del 1766 a Conegliano. Lo strumento non soddisfa Darè. Non fu fatto secondo il mio intendere, né mi contento, come ebbe modo di dichiarare successivamente nel 1768. Lo strumento verrà poi restaurato nel 1792, ma non avrà lunga vita, eccetera. Terminato l'organo di Conegliano, il Darè inizia le trattative per la costruzione di un nuovo organo nella parrocchiale di San Vito di Cadore. La lunga contrattazione però non avrà esito positivo, almeno non ne abbiamo traccia. Nel 1768 riprendono le trattative con Sacile e Darè si dichiara per accidente a Campomolino, dove aveva trovato una lettera da Sacile che chiedeva di riprendere i lavori per l'organo. In questo scritto poi Antonio sconsiglia il restauro del vecchio organo di San Nicolò, dichiarandosi comunque disponibile a fare qualche piccolo lavoro di manutenzione fin tanto che non si trovi l'accordo per il nuovo strumento. Cioè lui non voleva fare un'attività di manutenzione, ma voleva costruire ex novo lo strumento. Da conferma della descrizione dell'organo di Conegliano, 26 registri al costo di 580 ducati, lavoro che sicuramente aveva riportato su di lui l'attenzione dei sacilesi. Nel luglio del 68 Darè invia una lettera da Fratta di Oderzo a Sacile con una nuova proposta per l'organo di San Nicolò, ma anche questo tentativo non va a buon fine e nella successiva missiva
del luglio del 68 prende atto dell'orientamento del Consiglio per il lavoro più economico della riparazione dell'organo esistente, organo da ripezzarsi, come dice, e si rende disponibile a fare una valutazione del lavoro. Scrive infatti che nel prossimo mese sarebbe stato a Maron per la Sagra e in l'occasione avrebbe potuto passare per Sacile. In autunno il progetto per il nuovo organo viene ripreso e alla fine il Consiglio di Sacile nomina una commissione incaricata di trattare col Darè per studiare il finanziamento, il costo, insomma. Nella successiva missiva, qui abbiamo un esemplare di lettera di Darè, che prende atto che il Magnifico Consiglio ha approvato all'unanimità la costruzione del nuovo organo e ha nominato un provveditor di tale affare e Darè si dichiara disponibile per la realizzazione dello strumento con tutto il suo impegno. Ecco, qui va bene, torniamo sempre per avere una slide di raccordo. Siamo a primavera inoltrata del 1769 e il contratto con Sacile non è firmato. Nella lettera di sollecito Don Polidoro Pelizza, a Don Polidoro Pelizza, il nostro organaro afferma che sta tenendo indietro altri contratti per dare precedenza a quello di Sacile e chiede che si arrivi presto a una conclusione. Purtroppo però, per motivi a noi ignoti, la trattativa viene definitivamente sospesa e tutto il lavoro preliminare profuso non porta ad alcun risultato. Anzi, nonostante le decisioni del Consiglio di rifare ex novo l'organo, la vantata realizzazione dello strumento per la chiesa di San Francesco in Conegliano, il Darè non ottiene l'incarico, che verrà invece offerto alcuni anni dopo a un altro organaro veneziano, anch'egli allievo del Nachini, Francesco Dacci. L'ultima traccia del percorso professionale di Darè ci porta a Pordenone, dove nel 1779 lo ritroviamo impegnato a ripristinare il cinquecentesco organo del Duomo di San Marco. Qui terminano le notizie su Antonio Darè, detto Colla, un organaro il cui curriculum vitae testimonia una personalità intraprendente che, partendo da un piccolo paesino della provincia veneta, ha cercato di ritagliarsi il suo spazio in un mercato locale ampiamente dominato da grandi firme dell'arte organaria, quali Pietro Nachini prima, Francesco Dacci poi, e quindi da Gaetano Callido. Grazie a tutti per l'attenzione e qui chiudo la... Mi scuso ovviamente perché non era mia. Giampaolo Zagonel ci parlerà ora di Carlo Tirindelli, 1825-1860. Un cene... Sì? 60? Ho detto qualcosa? Ho detto 70. 60. Un cenedese dimenticato del nostro risorgimento. Giampaolo Zagonel, laureato in economia e commercio, già amministratore delegato di aziende industriali, ha sempre accompagnato la sua attività professionale con la bibliografia e gli studi letterari. Oltre a scritti e conferenze varie, ha curato e pubblicato la bibliografia e l'epistolario di Lorenzo da Ponte, le monografie di Quirico Viviani e Daniele Francesconi e una decina di altri volumi presso l'editore De Bastiani. È cofondatore e direttore editoriale della rivista Archivio Storico Cenedese. A lei. Bene. Mi conviene metterlo qua. Allora, questa ricerca, che è breve, è una breve ricerca, è frutto di una mia curiosità, perché di questo eroe risorgimentale che era stato descritto soprattutto senza riconoscere e scoprire la data di morte, perché viene così ricordato. In un manifesto del 1868, dal titolo Monumento ai volontari della città di Vittorio a corsi e difesa della patria, viene citato 3 volte. Questo è un manifesto stampato dalla tipografia Longo
a Vittorio nel 1868. E in questo manifesto c'è scritto, la prima è sotto la voce 1848-49, campagna del Veneto, Milite Tirindelli Carlo. La seconda 1860-61, campagna delle Romagne, Italia meridionale, capitano Tirindelli Carlo, e infine è compreso nell'elenco dei morti sotto l'anno 1860. Poi c'è un secondo elenco dei valorosi della provincia di Treviso morti combattendo per l'indipendenza italiana, per ferite riportate sui campi di battaglia, nelle prigioni di Stato o fucilati. In questo elenco vi è indicato Tirindelli Carlo, anno 1862, ad Aversa contro i briganti. Questo è su un libro da tipografia Longo del 1875 stampato a Treviso. Poi nell'entrata del municipio di Vittorio Veneto è stata posta una lapide del 1882 in marmo con incisi i nomi dei martiri dell'indipendenza italiana. Tra questi figura Tirindelli Carlo fu Francesco. Vincenzo Ruzza invece nel suo dizionario biografico del Vittoriese scrive: Carlo Tirindelli, figlio di Francesco, nacque a Ceneda. Per sottrarsi all'arruolamento nell'esercito austro-ungarico scappò dal Veneto e si arruolò nell'esercito italiano. Impiegato nel meridione d'Italia nella lotta contro il brigantaggio, cade nel 1862 nei pressi di Aversa. In una successiva pubblicazione, Il risorgimento del nostro territorio, scrive: 2 anni dopo, 1861, nella lotta contro il banditismo nell'Italia meridionale, perse la vita il vittoriese Carlo Tirindelli. Quindi volevo assolutamente trovare la data di morte che era posta, e anche le circostanze della data di morte, che era posta tra 1860, alcuni nel 61 e altri nel 62. Dopo aver cercato, questo ancora è una ricerca compiuta 4-5 anni fa, ma ci ho messo 3-4 anni per trovare esattamente la causa di morte e dove. E qui intorno nel Veneto, negli archivi, non ho trovato niente. Poi mi è venuto in mente che conoscevo una insegnante amica che insegna storia della letteratura italiana all'Università di Salerno, e sapendo che a Napoli c'è una biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria di Napoli, ho detto prova a guardare se per caso c'è qualche cosa che riguarda, dico è morto nel meridione, qualche cosa che riguarda il capitano Carlo Tirindelli di Ceneda. E dopo un mese mi scrive e mi manda un elogio funebre del capitano Carlo Tirindelli da Ceneda, del padre Giuseppe da Forio, recitato nel Duomo di Aversa il 2 dicembre 1860. Quindi praticamente ho l'opuscolo che esiste solo a Napoli, che circostanza le cause della morte di questo Tirindelli. E intanto ho cercato anche la data di nascita, trovata nell'archivio parrocchiale di Ceneda, nato il 7 maggio 1825 da Francesco, 1785-1863, e da Pasqua Marsoni, 1793-1875. Il cognome Tirindelli non è diffuso a Ceneda, è un cognome di Conegliano e anche della Bassa, di San Polo, di quelle zone lì. Però ho scoperto che il nonno di questo Tirindelli, l'unica famiglia che c'era questa, era un medico, cioè esercitava la professione di medico a Ceneda, probabilmente è venuto da Conegliano o dai dintorni. Il padre è rimasto qua e poi ha avuto tra gli altri anche questo figlio, ma il cognome non è cenedese sicuramente. Allora, in questo elogio funebre, intanto chi è questo padre Giuseppe da Forio? Questo padre Giuseppe da Forio è un minore osservante. Forio è ad Ischia, nell'isola di Ischia, un comune isola di Ischia. In realtà lui si chiamava Erasmo di Lustro, francescano dei minori osservanti, nato nel 1823 e morto nel 1898.
e fu uno strenuo sostenitore dell'unità d'Italia e di Roma capitale. Era un letterato, un oratore e teneva le sue prediche infuocate in particolare nella chiesa di Santa Maria la Nova a Napoli. Giuseppe Garibaldi lo ascoltò il 20 settembre del 60, nel periodo in cui fu proclamato dittatore di Napoli, e ne espresse questo giudizio. Questo monaco ha contribuito all'unità d'Italia con la sua parola, quanto io ho contribuito con la mia spada. Tra il 1861 e il 62, la sua posizione politica, per la sua posizione politica, fu costretto a dimettersi dall'ordine, ma gli fu concesso di iscriversi al clero secolare. Scrisse una vita di Giuseppe Garibaldi, più volte ripubblicata, e poi alcuni elogi, tra cui quello di Camillo Benso di Cavour nel 61 e del colonnello Francesco Nullo, eroe di Calatafimi, morto nel 1863 per l'indipendenza della Polonia. Anche questa commemorazione è tenuta nel Duomo di Avellino. E quindi lui, in queste pubblicazioni, c'è anche la pubblicazione dell'elogio funebre fatto nel Duomo di Aversa. Come è morto questo nostro concittadino Carlo Tirindelli? Il 27 novembre del 1860, quindi appena conclusa la campagna, diciamo, di Garibaldi, nella strada da Melito ad Aversa, Melito oggi è un sobborgo di Napoli, fa parte diciamo, del circondario di Napoli, da Melito ad Aversa, sono 5 chilometri, è stato circondato e assassinato da malviventi, forse neanche briganti, e è stato pugnalato al cuore e così è morto. Pochi giorni dopo c'è stata la sua commemorazione nel Duomo di Aversa con un lungo discorso fatto da Giuseppe da Forio, che poi presenterò per intero nella relazione, perché è l'unica testimonianza e di questa testimonianza è l'unico, diciamo, documento rimastoci nell'unica biblioteca che è quella di Storia Patria, in cui si evince che praticamente lui era diventato, anche in questa commemorazione c'è poco sulla sua vita, però parlano molto di più le 4 epigrafi che avevano presentato durante la commemorazione, su cui una, in cui la prima, in cui c'è scritto solenni esequie del Veneto Carlo Tirindelli da Ceneda, la cui vita spesa pugnando per la battaglia dell'indipendenza troncò non brando o mitraglia, ma coltello di assassino sulla via consolare tra Melito ed Aversa il giorno 27 novembre 1860, 35esimo di sua età. Qui si capisce l'età, ma io ho trovato la conferma nell'archivio parrocchiale. Tra il compianto universale i commilitoni gli pregano eterno riposo e le sue care reliquie gli allori da lui raccolti a Venezia, Solferino, a Milazzo depongono. Quindi praticamente sappiamo che è stato combattente nel 48-49 a Venezia. L'unico riscontro che ho trovato in zona della sua presenza è l'aver frequentato i primi anni di grammatica al seminario. Sapete che allora il seminario è una scuola aperta al pubblico, c'era anche la scuola per chi poi voleva frequentare l'università e quindi dopo la scuola di grammatica, di umanità, di grammatica, di filosofia, i borghesi, la borghesia o la nobiltà cenedese, vittoriese o anche coneglianese poteva accedere all'università. Lui ha frequentato qualche scuola qua, poi non si sa più niente. Non abbiamo trovato l'elenco, se fosse nella lista dei francesconi, dei militi che sono andati a Venezia. Comunque ha combattuto a Venezia, lo dicono le epigrafi. Poi dopo il 49, con la caduta di Venezia l'agosto del 49, non è tornato a Ceneda, ma non era compreso nei 40 famosi che dovevano lasciare Venezia, ma è andato in Piemonte. In Piemonte sembra che abbia fatto l'insegnante e nel contempo si è anche arruolato nell'esercito piemontese, arrivando al grado di capitano. Però in Sicilia non è andato con Garibaldi, è andato col generale Medici, quello che è sbarcato con 2500 uomini
dell'esercito piemontese, anche se erano volontari, a Castellammare del Golfo, e quindi poi insieme a Garibaldi hanno combattuto tutte le battaglie fino al Volturno, e lui ha combattuto queste. Nel discorso presentato, che non ve lo leggo perché bisogna leggerlo pian pianino, perché è una commemorazione ottocentesca ridondante, però insomma il documento poi lo metto nel testo che verrà stampato, in cui in qualche modo fa le lodi di Venezia che ha saputo, ma di lui parla abbastanza poco, anche perché quello che ha saputo di questo Tirindelli Giovanni da Forio è quello che ne ha detto i suoi commilitoni, soprattutto leggendo queste epigrafi. E il Giuseppe Forio parla di Venezia, parla di tutte queste cose che lui sembra che abbia fatto, ma in realtà non dice niente di preciso dove ha gli anni del 48 al 60, del 49 al 60 sono sempre 10-12 anni, non si capisce cosa abbia fatto. Si deduce che abbia fatto l'insegnante in Piemonte prima di arruolarsi nell'esercito piemontese. E così. Altre epigrafi, per esempio, un'altra epigrafe, la seconda, dice: Carlo Tirindelli di Ceneda, da Tommaso e Pasqua Mazon, e qui non è il corretto cognome, in marzo 1826, qui anche la data non è giusta, ebbe i natali, abbandonato i domestici lari, mangiò il pane dell'esilio, quello degli oppressi sdegnò, milite 4 battaglie sostenne per l'italica indipendenza, prode sempre, soldato o capitano, empie a mano di assassino, troncò la giovane vita il 27 novembre 1860. Il tuo sangue non fu versato nelle nostre lagune, sventura contro l'austriaco prode, un prode in meno. Cioè, ricordiamo che nel 60 il Veneto è ancora sotto l'Austria, che verrà, diciamo, con la terza guerra di indipendenza conquistato, per modo di dire, nel 66. La terza epigrafe dice: al grido dei popoli, al priego dei martiri, la regina dell'Adriatico, o Carlo, risorgerà, perché ancora era sotto l'Austria. La tua vita militare, sorgerà la tua vita militare a vendicare i diritti dei popoli, dedicata, spenta per assassinio, immerge nel duolo gli amici, che a te pugnarono appresso, inconsolabili della perdita, onorando la tua memoria, nella speranza della patria redenta, si confortano. La quarta, degne di antiche storie, ordinata battaglia, poca mano di prodi, numeroso esercito fugare, vide Milazzo, duce l'immortale Garibaldi, Carlo, tra i primi empito di agguerrite falangi, nelle mura di Caiazzo, sostenne al nemico vittorioso, rintuzzò la baldanza, incerto se vinto o vincitore. Ecco, tutto quello che sono riuscito a trovare però è abbastanza interessante per un nostro eroe del Risorgimento, e questo, oltre alle epigrafi, trascriveremo anche l'elogio funebre di qualche pagina nello scritto, nella pubblicazione che verrà dopo, insomma. Ecco, tutto qua. Grazie. Ora sentiremo un riassunto che ci proporrà Giovanni Tomasi della relazione di Giampaolo Rallo, Alessandro Pericle Ninni, 1837-1892 e famiglia. Giampaolo Rallo, naturalista presso il Museo di Storia Naturale di Venezia, ha ricoperto incarichi specialistici presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, e di docenza quale professore a contratto all'Università Ca' Foscari di Venezia. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche, presiede il Museo del Territorio della Laguna di Venezia, Ecomuseo Onlus e l'Associazione di Promozione Sociale Pro Loco di Mestre. Sentiamo il dottor Tomasi. Sì, l'amico Giampaolo Rallo è
presidente della Pro Loco di Mestre, oggi avevano una festa, quindi manca lui a parlare e mancano anche i nostri soci mestrini, che sono altri due, perché sono tutti della Pro Loco. Io vi faccio un veloce excursus su quello che ha scritto e mandato l'amico Giampaolo. Allora, cominciamo con la famiglia Ninni, di cui lui parla a lungo. La famiglia Ninni è una famiglia di origine greca e con una particolarità rispetto a altre famiglie greche. Normalmente le famiglie greche che si trovavano o che sono immigrate a Venezia venivano tutti dai domini veneziani. Così, solo per ricordare quelle che hanno lasciato traccia nella nostra zona, i Papadopoli e i Vivante venivano da Corfù, i Perulli da Cefalonia, il Lusignano da Cipro. I Ninni invece vengono dalla Macedonia e precisamente dalla capitale della Macedonia, cioè dalla città portuale di Salonicco, dove sono attestati dal 600. Quindi sono fuori da quelli che erano i domini veneziani, però erano una importante famiglia di Salonicco di mercanti che avevano notevoli legami con Venezia, dove importavano sia prodotti agricoli che lana. Le lane saloniche erano di gran moda nel 600 e 700. Il primo documentato a Venezia è Cristo Ninni. Cristo ha un cognome che per noi sembra strano, cioè un nome che per noi sembra strano, ma esiste il Christos in greco, quindi non è strano per loro. Sono tutti di origine greca e tutti greco-ortodossi e faranno parte della comunità greca di Venezia, che aveva una sua parrocchia e faceva riferimento alla chiesa di San Giorgio dei Greci, che esiste tuttora. E arriva le prime documentazioni di questo Cristo Ninni, sono del 1751, praticamente è uno della famiglia che si trasferisce per ragioni mercantili a Venezia e continuerà poi a mantenere rapporti col resto della famiglia, per cui per i 70 anni successivi, cioè fino al 1820 circa, i suoi parenti, discendenti, collaterali continueranno a immigrare a Venezia trasferendosi proprio da Salonicco, quindi è una storia abbastanza lunga. E saranno fra i personaggi principali della comunità greca di Venezia, perché avevano anche una loro comunità non solo religiosa ma anche associativa, e ben 5 personaggi della famiglia Ninni saranno capo della comunità greca di Venezia. Questo per inquadrare la famiglia, poi troverete negli atti tutti i vari personaggi, quello che hanno fatto o non hanno fatto. E parliamo invece dei due personaggi principali di cui parla Giampaolo Ralli. Uno è Alessandro Pericle Ninni, come vedete si chiama Alessandro Pericle, che sono tutti e due nomi greci, il quale nasce a Venezia nel 1837 e muore sempre a Venezia nel 1892, muore a 54 anni. E vivrà buona parte della sua vita fra la provincia di Venezia e la provincia di Treviso, perché a Venezia avevano un palazzo, ma a partire dal primissimo Ottocento cominciano a comprare i beni che il demanio del Regno Italico vende, e fra gli altri compreranno quella che è stata la grande abbazia di Santa Maria di Pero a Monastier. Monastier si chiama Monastier perché in dialetto vuol dire monastero, e fa proprio riferimento a questa famiglia, a questa abbazia molto famosa e molto antica. Rimane la proprietà di questa grande chiesa, che diventa una villa e anche un bel latifondo. Rimane ancora oggi in mano quelli che sono i discendenti della famiglia, anche se la famiglia si estingue nel 1989, però l'ultimo, Giorgio Nini,
prende suo nipote, figlio della sorella, gli dà il suo cognome adottandolo, quindi oggi è nota come Riva Ninni. E esiste tuttora. E fra l'altro questo Giorgio Ninni era amico di Giampaolo Rallo, che ha potuto accedere sia ai notevoli archivi personali della famiglia, sia alle memorie storiche che ricordava ancora l'amico Giorgio. Allora, Giorgio riporterà parecchie cose a Giampaolo, quindi troverete tutto, sono tutte cose abbastanza nuove. Per quanto riguarda Alessandro Perichere Ninni, nel 1863 era studente a Padova, molla l'università e se ne va in Grecia, dove continuava a mantenere rapporti ovviamente, per sposare quella che sarà sua moglie, che è una ragazza corfiota, quindi va a Corfù, si sposa con la signorina che diventa sua moglie e poi si prende un lungo periodo di vacanza di 3 anni circa in Grecia per studiare varie cose che interessano a lui, che poi vedremo. Torna in Italia e si laurea a Modena nel 1869 e a partire del 1862 e arrivare fino al 1892, anno di morte, farà pubblicare, o verranno comunque pubblicate, la bellezza di 134 lavori. Quindi una notevolissima bibliografia. Lui è uno zoologo, è un importante zoologo italiano e comincia a studiare l'ornitologia, quindi gli uccelli, e l'ictiologia, cioè i pesci, della laguna di Venezia, di cui ci ha lasciato grandissime memorie. E fra l'altro aveva anche un'enorme collezione naturalistica che ha donato poi all'Archivio Correr di Venezia, di cui ha costituito la base del Museo Naturalistico e la sua collezione. E lui produrrà, oltre a questi lavori da zoologo, tutta una serie di importantissimi lavori di carattere antropologico, etnologico e dialettale. Cioè ha studiato vari aspetti di queste cose che se non le avesse studiate lui non sapremmo neanche che esistevano. Cioè ha fermato il tempo, per cui noi oggi, grazie alla sua pubblicazione, abbiamo un notevole patrimonio che riguarda sia il trevisano che il veneziano. Fra le altre cose ha studiato di tutto, quindi folklore, antropologia, etnografia, veramente di tutto. Ha fatto un bellissimo saggio anche sulla numerazione, prima dell'introduzione della scrittura, dei pescatori chioggiotti. Ha una stranezza, ma dovete pensare che i pescatori chioggiotti che ha conosciuto lui negli anni 70 circa, erano pressoché analfabeti, almeno i più vecchi, quindi per capirsi avevano tutta una numerologia particolare, che esulava da quella che è la normale numeri arabi che utilizziamo noi. Conosciamo queste cose grazie a lui. È famoso anche come dialettologo. Ha aggiunto infatti un corpus di parole al Boerio, il Boerio è quello che ha fatto il dizionario del dialetto veneto nel 1829, che ha avuto tantissime riedizioni anche anastatiche. Lui ha aggiunto un saggio contenente parecchie parole che Boerio aveva dimenticato. E per quanto riguarda l'area di interesse più immediato nostro, cioè provincia di Treviso e anche il Cenedese, lui ha trascorso buona parte della sua vita fra Venezia e Monastier. Monastier avevano questa grande villa, un buon ritiro per lasciare Venezia nei periodi, diciamo, climatici meno adatti, e anche per seguire quella che era la sorte dei latifondi che avevano nella Trevisana, non solo a Monastier ma anche a Fiera di Treviso.
Lì lui ha raccontato anche dei contadini che lavoravano ai suoi latifondi, quindi ci ha lasciato la bellezza di 3 pubblicazioni sul dialetto di Monastier, che sono state poi riedite nel 1963 da Carlo Tagliavini, uno dei più grandi dialettologi italiani, linguisti e dialettologi italiani, con l'avvertenza che praticamente è l'unico vocabolario, o quantomeno inizio di un vocabolario dei dialetti trevisani nell'Ottocento. Quindi un particolare interesse, perché sennò cioè, i dialetti sono una cosa che si perde subito, basta che muoia chi lo parla, e quindi se non vengono fermati sono persi per sempre. E lui ha fatto questo, è stato un notevolissimo lavoro. In particolare per quello che riguarda la flora botanica era amico del Saccardo. Saccardo era un grande botanico, sapete, era un grande botanico che fra l'altro aveva sposato una vittoriese, quindi aveva la villa qui, e è stato suo correlatore per quanto riguarda le voci botaniche di cui parla il Ninni. Io mi sono letto un bel po' della sua roba, trovo particolarmente interessante anche così, per farvi capire di chi stiamo parlando e di cosa era il suo metodo scientifico. Ha fatto un bel saggio sulla pesca nella provincia di Treviso, dove prende in esame non solo i fiumi principali, cioè il Sile, il Piave e l'Ivenza, ma anche tutti i rivi, i rigagnoli, le fosse, le paludi, tutto quanto. In questo saggio descrive prima i metodi di pesca. Sono in tutto 23 all'epoca, è il saggio del 1877. Di questi 23, 20 avevano bisogno di particolari artifici, reti, ma non solo reti, perché c'erano anche nasse, c'era anche tutto il resto. Lui descrive tutti questi attrezzi che venivano impiegati, di tutti il modo di funzionamento, le misure, dove venivano utilizzati, perché un conto è pescare su un fiume molto grosso come il Piave con acque correnti, un conto è pescare su una fossa, e un conto è pescare in una stagione piuttosto che un'altra, e di ognuno per che tipo di pesci viene adoperato. E quindi notevolissimo, dà anche i prezzi delle fiocine e di tutto quanto. Gli ultimi 3, 20 li descrive così, gli ultimi 3 sono la pesca a mano, che ci sembra strana a tutti, ma veniva utilizzata per pescare le tinche. Le tinche stavano anche sull'acqua abbastanza bassa, quindi entrava il contadino a piedi scalzi, metteva giù la mano e aspettava finché qualcosa che si muoveva arrivasse sotto la mano e lui la prendeva, e di solito questa era la pesca per le tinche. Poi descrive anche la pesca con la dinamite, avvertendo che è entrata in uso da pochissimo, ma è già uscita una legge che ne vieta l'utilizzo, ringraziando il cielo. E poi cita anche la pesca fatta con una pasta avvelenata, cioè veniva buttata in acqua una pasta avvelenata, lui scrive anche come è fatta questa pasta avvelenata, i pesci morivano, quelli tirava fuori e li vendeva. Quindi voi immaginate che ognuno di questi 23 tipi ha un suo piccolo paragrafo e spiega tutte queste cose qua. Poi descrive quello che si pesca, descrive 37 tipi di pesci. Di ogni pesce dà il nome italiano, il nome scientifico, quindi latino, e tutti i nomi dialettali inerenti a questo pesce, perché naturalmente i nomi della destra Piave non sono quelli della sinistra, e viceversa quelli della bassa non sono quelli dell'alta, e quindi un pesce magari era noto con più nomi. Oltre a questo dà le misure dei pesci, più o meno quanto se ne pescava, il massimo che veniva pescate sono le anguille. E dà anche il prezzo della carne, ove avessero un mercato, perché molti pesci più piccoli venivano pescati per mangiarli direttamente, ma i pesci più grossi venivano
pescati per vendere. Da anche il periodo della frega. La frega è, diciamo per modo di dire, il periodo in cui i pesci vanno in amore e quindi si possono avere poi gli avanotti. E anche dove abitavano questi pesci. Li divide in pesci stanziali, pesci che non sono stanziali ma che vengono comunque dal mare attraverso i grandi fiumi con una certa regolarità, e avventizi, cioè quelli che vengono una volta ogni tanto. Questi sono 37. Poi parla della pesca delle rane, delle pesche dei gamberi, di gamberi di fiume, che sono di due tipi, che oggi praticamente sono estinti, perché sono tutti gamberi americani, quelli che ci sono adesso, hanno colonizzato buona parte delle acque d'Italia. E ultimo, che è stata una sorpresa anche per me, parla della pesca alle bissescudelere o galane, che non sono altre che le testuggini di fiume. Venivano pescate quelle giovani e non venivano consumate nella Trevisana, veniva venduto tutto sul mercato di Venezia, perché il brodo di tartaruga era una prelibatezza e quindi richiestissimo sui mercati della capitale. Quindi voi immaginate anche la, diciamo, capacità scientifica di questo personaggio, perché non è facile inventarsi tutte queste cose e seguire su un territorio così ampio. Questo è lui, e in tutto ha prodotto 134 pubblicazioni, che in 40 anni sono tantissime, ha cominciato nel 1862, quindi era giovane, e ha finito nel 92 perché è morto. Lui con la moglie, la ragazza di Corfù, ha fatto una mezza dozzina di figli, e 2 si possono ricordare. Una, la figlia Irene, notate che anche lei c'ha il nome greco, e la quale ha trovato gli appunti di suo padre per un quarto, come potremmo dire, aggiunta al dialetto di Monastier, e l'ha integrato con altre cose che ha trovato lei e l'ha dato alle stampe in onore di suo padre proprio nel 1892, l'anno della morte. Il più interessante è invece il figlio, che si chiama Emilio Cristo. Anche lì Cristo è un nome di famiglia che è durato per parecchie generazioni. E questo Emilio Cristo, che non ho visto laureato da nessuna parte, è stato uno dei più importanti zoologi italiani. Ha cominciato anche lui sulle orme del padre con la zoologia delle lagune veneziane, poi l'ha ampliato sulle lagune, dalle lagune al mare, quindi ha fatto tutto il mare Adriatico, dopodiché ha cominciato a lavorare per lo Stato italiano, quindi per il Ministero degli Esteri e il Ministero delle Colonie. Ha cominciato quindi con lavori di talassografia, cioè studio del mare, sulle coste della Tripolitania nel 1913, è stato, noi siamo andati in Libia nell'11, lui nel 13 aveva già stampato tutti i suoi lavori sulle possibilità di pesca e su che tipo di pesci si potessero pescare sulle coste della Tripolitania. Dopodiché, sempre prima della Prima Guerra Mondiale, ha cominciato con la sponda orientale del Mar Rosso, che allora era sotto l'impero ottomano, sapete, fino alla Prima Guerra Mondiale l'impero ottomano comprendeva gli attuali Israele, Palestina, Giordania, Arabia Saudita e Yemen. Quindi tutta la sponda orientale del Mar Rosso ha fatto quello. Dopodiché si è dedicato, partendo dalla colonia eritrea, anche alla sponda occidentale, che in parte era acque italiane, poi è passato sempre, lavorando per lo Stato, con campagne esplorative marittime, è passato alla Somalia, che in quel momento era colonia italiana, e ha fatto tutte le coste somale che sono sull'Oceano Indiano, quindi ha fatto dei lavori veramente importanti. Ha scoperto anche degli animali
sconosciuti, a uno ha dato anche il suo nome, quindi il suo nome, sì, il nome come scopritore, gli ha dato un nome e figura col cognome dello scopritore. Degli altri non si è curato, per cui niente si sa. Niente si sa se non ricorrendo alle sue memorie. Dunque, lui è vissuto più di suo padre, perché è nato nel 1868 e è morto nel 1946, quindi ha avuto più tempo di suo padre, e a stampa ci sono 313 opere col suo cognome. Quindi un lavoro piuttosto importante, un lavoro scientifico molto importante. E a parte questo c'è tutta la parte di diari manoscritti che sono conservati presso a Monastier, in quelli che sono gli archivi familiari, e in particolare ci sono 2500 schede su pesci e altri animali del Mar Rosso e dell'Oceano Indiano, fatte da lui e disegnate da lui e tuttora inedite. Quindi, come vedete, un importante personaggio a livello non più italiano, ma insomma a livello già mondiale, perché comincia ad aver lavorato su 2 continenti. Era un personaggio piuttosto notevole, il tutto senza laurea, perché sembra che la laurea sia necessaria, ma invece, come tutti sappiamo, non è così. Io vi ho dato solo un'idea di questa famiglia, che è sempre rimasta greco-ortodossa. L'ultimo battezzato nella comunità greco-ortodossa di Venezia è stato un suo figlio, il figlio di Emilio Cristo, nel 1896, e che morirà poi più avanti. E Giorgio Ninni, di cui vi parlavo prima, è suo nipote, cioè figlio di suo figlio, e con lui appunto termina la famiglia Ninni, di cui viene sempre data come nobile, ma da informazioni recentemente avute dall'amico Italo Quadrio ho scoperto che la loro nobiltà è stata confermata nel febbraio del 1930 per gli eredi di Alessandro Ninni, cioè di Alessandro Pericle Ninni, di cui vi ho parlato prima. Quindi è una cosa relativamente recente, anche se retrograda, diciamo. Io ho finito, spero di non aver annoiato, perché è una cosa abbastanza particolare e non è facile entrare in questi tipi di studio, ma vi rende conto da un lato dell'importanza di questi 2 personaggi e dall'altro, specialmente per Alessandro Pericle, della vastità dei suoi interessi, e grazie a lui conosciamo cose che altrimenti sarebbero andate completamente perse. Un personaggio che ha fermato il tempo, veramente. Grazie.